Dopo una rincorsa durata settimane, il no al referendum costituzionale sulla giustizia verso una netta vittoria intorno al 53-54%, grazie anche a un'affluenza eccezionale che è andata oltre ogni previsione. Alle 15 di oggi, a seggi chiusi, ha votato il 58,9% degli aventi diritto. Quasi 6 italiani su 10 si sono recati alle urne negli ultimi 2 giorni e nella maggioranza dei casi per votare contro la riforma Nordio. Bocciata dunque anche questa revisione della Costituzione che prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del CSM e l'istituzione di un'alta corte disciplinare autonoma. Percentuali di voto che salgono oltre il 60% al centro-nord come in Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige e in Valle d'Aosta, ma davanti a tutte c'è ancora una volta l'Emilia-Romagna seguita da Toscana e Umbria, tutte oltre il 65% di affluenza. A trainare il voto anche le grandi città con Bologna e Firenze sopra tutte le altre. Di contro c'è la partecipazione decisamente più timida al sud, Sicilia e Calabria, le regioni in cui il dato scende sotto il 50%, il nord anche la zona italiana in cui il sì ha incassato maggiori consensi. Un successo netto, quello del no al referendum sulla giustizia, che segna un chiaro passaggio politico con la Presidente del Consiglio Meloni, che nelle ultime settimane era scesa in campo per il sì, che riconosce la sconfitta ma avvisa: io vado avanti. La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Il fronte del no esulta dalla segretaria del PD Schlein al leader pentastellato Conte per il risultato del referendum, che rappresenta un avviso di sfratto per il governo. Per certi versi arrivi un messaggio politico chiaro a Giorgia Meloni e a questo governo, che ora devono riflettere sull'esito di questo voto e fare quello che hanno smesso di fare chiusi nel palazzo, cioè ascoltare il paese e le vere priorità. È la chiara, sonora vittoria del no. Questo ci rallegra molto perché l'impegno, e qui devo ringraziare tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, è stato enorme. Matteo Renzi, che 10 anni fa perse il referendum costituzionale, ora chiede un passo indietro a Meloni. Io sono andato via da tutto dopo aver perso il referendum. Questi stanno chiusi lì, sono asserragliati, stanno chiusi nel palazzo, hanno chiuso le finestre per non sentire la voce della gente che oggi ha detto basta. Dal fronte del sì, molta delusione per il risultato e la portata del voto, che potrebbe mettere in discussione gli equilibri interni, e occhi puntati su quello che potrebbe accadere al Ministero della Giustizia. Intanto il presidente dell'ANM Parodi si dimette per motivi personali. La decisione è arrivata prima dell'inizio dello scrutinio. L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Spettacolare inseguimento tra le vie di Trieste. Ieri i carabinieri di Rozzolo hanno arrestato un 25enne italiano per resistenza e ricettazione. Il giovane, in sella ad uno scooter rubato, ha ignorato l'alt in piazza Perugino, sfrecciando a tutta velocità. La sua corsa è terminata con uno scontro contro un altro motociclista all'incrocio tra via Sette Fontane e via Conti. Dopo un tentativo di fuga a piedi e una colluttazione in cui un militare è rimasto ferito ad un braccio, il ragazzo è stato bloccato e trasferito al carcere del Coroneo. Rubavano termosifoni infissi dagli appartamenti destinati alle famiglie bisognose. La polizia locale di Trieste ha denunciato 5 persone già note alle forze dell'ordine, responsabili di almeno 5 colpi in alloggi Ater, pronti per l'assegnazione. Un raid sistematico che ha causato danni per circa 50.000 euro, rendendo le case inabitabili. L'indagine era partita a inizio anno dopo la denuncia dell'ente pubblico. Paura, ma fortunatamente nessun incidente in Varosandra, dove un giovane escursionista si è imbattuto in una bomba a mano della seconda guerra mondiale.
L'ordigno si trovava in una zona impervia lontano dai sentieri battuti. Dopo la segnalazione alla polizia l'area è stata messa in sicurezza in attesa dell'intervento degli artificieri dell'esercito per la rimozione. Ancora fumo e paura a Borgo San Sergio a Trieste. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via Grego per l'incendio di una Fiat 500 gialla parcheggiata davanti alle cosiddette case dei Puffi. La vettura era già stata danneggiata in un precedente rogo lo scorso luglio. I residenti, esasperati da quello che definiscono un problema annoso legato all'abbandono di veicoli, lamentano l'aria irrespirabile e la scarsa sicurezza nel quartiere. Scontro tra una moto e un furgone questa mattina poco dopo le 8 sulla regionale 56 all'altezza di San Lorenzo Isontino. Ad avere la peggio i 2 giovani in sella alle 2 ruote, soccorsi dal personale del 118. Uno ha riportato lievi escoriazioni, mentre l'altro si sospetta una frattura alle gambe. Le dinamiche dell'impatto sono al vaglio delle forze dell'ordine per accertare le responsabilità. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Sulla nostra regione al mattino cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Al mattino vento debole o moderato dal nord-est, nel pomeriggio da ovest o nord-ovest. In giornata possibile cielo da poco nuvoloso variabile in montagna. Temperature minime in pianura fra 2 e 6 gradi, sulla costa fra 6 e 9, massime in pianura fra 17 e 20, sulla costa fra 14 e 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione. L'informazione di diffusione europea. Buonasera dal TG. A Pola nasce un nuovo progetto dedicato alla sostenibilità urbana. Accanto agli orti cittadini prende forma anche un uliveto urbano. Circa 100 alberi recuperati da cantieri infrastrutturali sono stati trapiantati in un'unica area alle porte della città. L'obiettivo è valorizzare il verde urbano e produrre olio d'oliva da destinare anche alla comunità. Dopo gli orti urbani, a Pola arriva anche l'uliveto urbano. Alle spalle del centro commerciale Harvey Norman, su un terreno vicino alla tangenziale, sono stati trapiantati circa 100 ulivi con un'età compresa tra i 19 e i 45 anni. Gli alberi provengono da diverse aree interessate da lavori infrastrutturali. Una parte dal tracciato della tangenziale cittadina, altri dal terreno destinato al futuro centro di raccolta dei rifiuti nel quartiere di Siana. Invece di essere rimossi, gli ulivi sono stati trasferiti e riuniti. L'uliveto è nato in modo quasi spontaneo, come risultato di 2 importanti progetti cittadini: l'ampliamento della tangenziale e la preparazione della costruzione del centro di raccolta dei rifiuti. Con la definizione dei rapporti giuridico-patrimoniali, la città è diventata proprietaria di circa 100 ulivi che dovevano essere spostati e abbiamo deciso di riunirli qui, creando così un uliveto urbano. In futuro porteremo qui anche altri ulivi coinvolti in progetti infrastrutturali. Dopo il periodo necessario al recupero degli alberi, l'uliveto potrà produrre anche olio d'oliva destinato alla comunità. Una parte dell'olio sarà donata alle associazioni, mentre una parte verrà utilizzata per le scuole, gli asili e per le attività protocolari della città. Noi in città abbiamo anche altre che raccogliamo gli olivi. Ogni anno dai olivi produciamo circa 30-40 litri d'olio d'oliva che poi va donato alla mensa sociale. La municipalizzata Herculanea guarda già i prossimi passi del progetto. Tra le iniziative in programma c'è anche l'organizzazione di attività educative e laboratori dedicati alla cura degli ulivi e alla produzione dell'olio.
ci hanno contattato molti cittadini con delle idee, così che credo che nel futuro avremo anche dei laboratori per i cittadini, ma quello che è sicuro è che questo è adesso un spazio aperto e che rimarrà un spazio aperto per i cittadini. Nelle immediate vicinanze si trovano anche gli orti urbani, una realtà già consolidata nel territorio cittadino. Oltre 160 parcelle sono state assegnate ai cittadini tramite bandi pubblici. È aperto anche un nuovo bando che mette a disposizione 13 nuove parcelle nelle zone di Grega e Lussino, oltre a un orto sociale. Gli appezzamenti vengono concessi per 2 anni con possibilità di rinnovo e sono destinati alla coltivazione di ortaggi, frutta, erbe aromatiche e fiori per uso personale. Con un contributo annuale simbolico di 33 euro che comprende l'affitto del terreno e il consumo d'acqua, il progetto punta a promuovere uno stile di vita sostenibile e a rafforzare il rapporto tra cittadini e spazio urbano. Per l'amministrazione comunale, iniziative come l'Uliveto e gli orti urbani affiancano i grandi interventi infrastrutturali e contribuiscono a migliorare la qualità della vita e il volto della città. Entro la fine dell'anno inizierà la costruzione di una nuova pista ciclabile che collegherà Promontore e Pola. Si tratta di un progetto del valore di quasi 4 milioni di euro realizzato congiuntamente dal Comune di Medolino e dalla città di Pola, con il sostegno dei fondi europei. È stato firmato il contratto per l'attuazione del progetto di sviluppo dell'infrastruttura ciclabile tra il Comune di Medolino e la città di Pola, uno dei progetti strategici dell'area urbana di Pola finanziato attraverso il meccanismo ITU dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il contratto è stato sottoscritto dal vice sindaco di Pola Sinisa Gordic e dal sindaco del Comune di Medolino Ivan Kiraz, segnando così l'avvio ufficiale della realizzazione del progetto che prevede la costruzione di un nuovo collegamento ciclabile tra Promontore e Pola. Alcune attività erano già state avviate nel periodo precedente, cioè nell'anno scorso e in quello ancora prima, mentre concretamente i lavori su questa pista e corsia ciclabile sono previsti nel 2026, quindi entro la fine di quest'anno verranno avviati tutti i lavori necessari. Prima dell'inizio dei lavori è prevista la pubblicazione della gara d'appalto, la scelta dell'esecutore e poi l'avvio della fase di costruzione, mentre la conclusione dei lavori è prevista tra marzo e aprile 2028. Il progetto prevede la realizzazione complessiva di 8 km di pista ciclabile. Il valore totale supera i 3.800.000 euro, di cui l'85% è finanziato dai fondi europei, mentre la parte restante è coperta dal Comune di Medolino e dalla città di Pola. Credo quindi che i vostri spettatori, vedendo gli importi del progetto, si chiedano se sia possibile che si tratti solo di una pista e di una corsia, ma non è così. Sono previste anche infrastrutture complementari, attrezzature per le aree di sosta lungo il percorso, ne sono previste 5, e il tratto di scusa a Promontore è molto impegnativo per via dell'altitudine e di altri fattori. Per questo sono state progettate aree di sosta dotate di coperture, attrezzature per la manutenzione delle biciclette e arredo urbano in generale. Lungo il percorso saranno inoltre installati pannelli informativi che spiegheranno il tracciato realizzato nel territorio di Medolino o i sentieri non ufficiali che continuano a essere utilizzati come piste ciclabili. È prevista anche l'installazione di contatori di biciclette, stazioni di servizio per la riparazione delle biciclette e telecamere per il controllo della velocità dei veicoli nell'area di Pola, al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Oltre alla costruzione dell'infrastruttura, il progetto comprende anche attività educative e promozionali volte a incoraggiare i cittadini a utilizzare più frequentemente la bicicletta e a ridurre l'uso delle automobili private. In questo modo verrà collegata la città di Pola con il comune di Medolino, in particolare con l'abitato di Promontore, attraverso corsie ciclabili continue fino a Promontore. Grazie agli investimenti precedenti nell'infrastruttura ciclabile verranno inoltre collegati anche Bagnole con Promontore e con la città di Pola, considerando che in quel tratto esistono già piste ciclabili realizzate. Con il completamento del progetto, il sud dell'Istria dovrebbe ottenere un percorso ciclabile sicuro e continuo tra Promontore e Pola. Notizie flash. Sabato 25 aprile Visinado ospiterà Viva Vino Wine and Walk, una camminata enogastronomica tra vigneti e uliveti istriani. Il percorso di 11 km prevede 7 tappe di degustazione con vini locali e piatti tipici istriani. La registrazione si svolgerà dalle ore 9 presso la cisterna in piazza San Girolamo, mentre le partenze saranno previste alle 10, 11 e a mezzogiorno. La giornata si concluderà con musica, dolci tradizionali e un after party.
Presso la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno si terrà la presentazione del CD e DVD di Riccardo Bosazzi intitolato Dimmelo in dialetto che ti me vol ben. All'evento parteciperà anche il musicologo Alessio Giuricin. L'incontro è in programma mercoledì alle ore 19 presso la Sala Maggiore del Sodalizio. In occasione della settimana delle biblioteche istriane, la Biblioteca Civica di Pola ha organizzato un incontro dedicato a uno dei temi più complessi dell'educazione odierna: la relazione tra adulti e adolescenti. L'appuntamento è intitolato Come essere adulti con gli adolescenti, comprensione, comunicazione e sostegno ai giovani, ha visto come protagonista la psicologa Doris Radolovic. Rivolto ai genitori e ai loro figli adolescenti, l'incontro ha posto al centro il ruolo essenziale degli adulti nel creare un contesto stabile e di supporto. Durante la serata si è parlato di come comprendere i bisogni evolutivi dei giovani e a riconoscere i fattori di rischio e quelli protettivi, dedicando inoltre particolare attenzione alla comunicazione, alla costruzione della fiducia e allo sviluppo della resilienza nei ragazzi. Di come essere adulti con gli adolescenti. Era una serata dedicata sia ai genitori che in generale agli adulti che lavorano con gli adolescenti e, come abbiamo visto, anche ad alcuni giovani che hanno partecipato. In particolare la presentazione riguardava la comunicazione e il supporto da dare attualmente ai giovani da una prospettiva, io direi, direttamente dagli adolescenti. All'inizio del suo intervento ha stimolato il pubblico a ripensare alla propria adolescenza attraverso alcune domande dirette: com'era quel periodo, che tipo di rapporti avevano con gli adulti, se si sentivano compresi e quali fossero i loro reali bisogni rispetto a quelli percepiti dagli adulti. Domande che hanno favorito un avvicinamento al punto di vista dei più giovani, creando al tempo stesso un ponte tra le diverse generazioni. Una cosa su cui mi sono soffermata riguardava in particolar modo la comunicazione, come nella comunicazione genitore-figlio solitamente si assume, noi adulti, una certa distanza, ovvero comunichiamo con i giovani in maniera teniamo dei monologhi, parliamo di quelli luoghi comuni che dovrebbero o dovremmo soddisfare, anziché avere una comunicazione e un approccio più spontaneo e più collaborativo. È stato sottolineato come l'adolescenza, che si estende dai 12 ai 24 anni, costituisca un passaggio dall'infanzia alla vita adulta, spesso definito come la fase degli adulti in formazione. In questo percorso emergono due dinamiche principali. Da una parte i giovani si trovano ad affrontare esperienze ed emozioni nuove, talvolta intense, insieme a un crescente senso di incertezza, d'altra parte cercano di conciliare le competenze acquisite con le richieste dell'ambiente e con un'identità ancora in fase di costruzione. Prenderei quell'esempio che abbiamo visto durante la presentazione, quindi abbiamo immaginato un adolescente che non ha più tanta voglia e piacere di andare a scuola, una comunicazione, io non direi sbagliata, ma quello che solitamente facciamo non favorendo poi lo scambio comunicativo è dire all'adolescente: sai che tu devi farlo, che è il tuo dovere, che la scuola è. Da noi adulti potrebbe essere cercare di capire non solo la motivazione, ma come favorire, come l'adolescente si potrebbe aprire, quindi chiedendogli non tanto perché non vai a scuola, ma cosa sta succedendo, mi puoi descrivere quali sono un po' le situazioni che stai affrontando, le emozioni che stai provando, per poi ovviamente creare un clima più di apertura. Dal punto di vista degli adolescenti, nella relazione con gli adulti emerge soprattutto il bisogno di sentirsi accettati, avere la certezza che almeno una o due persone credano in loro e li riconoscano come persone di valore all'interno di un rapporto fondato sul rispetto reciproco, pur con ruoli diversi. I ragazzi necessitano di uno spazio in cui mettersi alla prova, assumersi responsabilità, conoscersi meglio e rielaborare le proprie esperienze, ma anche di poter commettere errori, sapendo di avere alle spalle il sostegno sicuro dei genitori. Agli adulti non spetta il compito di controllare o imporre, bensì di guidare i giovani con ascolto e comprensione. Nel rispetto dell'autonomia dei figli, la responsabilità della relazione rimane comunque ai genitori,
chiamati a riconoscere eventuali difficoltà comunicative e a prendere l'iniziativa nel dialogo. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata. Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Oggi, lunedì 23 marzo, si celebra la giornata mondiale della meteorologia. Come mai proprio oggi? Perché si vogliono ricordare i 76 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Era il 23 marzo del 1950. L'OMM, che è un organismo intergovernativo di cui fanno parte tutti gli Stati membri dell'ONU e dunque anche l'Italia, che ha il compito di vigilare, di dettare le linee guida sull'operato degli sistemi meteorologici nazionali, e questa giornata vuole ribadire l'importanza dei servizi meteo nazionali e anche i servizi idrogeologici per la salvaguardia, la tutela del territorio, ma anche per il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini. Ci sono numerose iniziative quest'oggi in Italia e nel mondo, molti eventi anche in alcune città italiane, e ogni anno c'è una tematica diversa per questa giornata. Quella di quest'anno è osservare oggi, proteggere domani, giusto per ribadire l'importanza di una corretta informazione meteorologica in un'epoca di grandi sconvolgimenti climatici come è la nostra. Ma veniamo adesso alla situazione meteorologica attuale sull'Italia, perché rimane ancora piuttosto movimentata nonostante sia iniziata ufficialmente la primavera. Durante il weekend siamo stati raggiunti da correnti moto retrogrado da est che hanno portato dell'instabilità sull'Italia, e anche quest'oggi continuano a portare un po' di variabilità soprattutto al centro-sud, mentre l'anticiclone è presente sull'Europa centro-settentrionale. Nel corso dei prossimi giorni, tra oggi e martedì, avremo comunque un miglioramento del tempo sull'Italia, con questi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi sulle regioni meridionali. Da ovest infatti avanza temporaneamente un'area di alta pressione, però guardate, da mercoledì nuova discesa di aria artica sull'Europa centrale, che poi nella seconda parte di settimana raggiungerà anche l'Italia. Intanto vediamo la situazione per oggi, con ancora qualche piovasco sui settori adriatici questa mattina, su quelli ionici. Poi nel pomeriggio si svilupperanno nuove acquazzoni e temporali anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, in estensione a Lazio, Campania e in parte anche sulle isole maggiori, gran parte della Sardegna e sulla Sicilia orientale. Domani situazione migliore su gran parte del centro-nord, la giornata sarà asciutta, soltanto all'estremo sud avremo ancora la possibilità di qualche piovasco, in particolare tra Cilento, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, domani avremo un aumento termico al nord, valori che si avvicineranno anche ai 20 gradi grazie all'ampio soleggiamento. Anche sull'Italia centrale rimangono invece un po' più bassi e sotto le medie sulle regioni più meridionali. Poi cosa succederà però nel corso della settimana? Come dicevamo, da mercoledì sera si avvicina questo impulso di aria artica che impatterà contro l'arco alpino e andrà a formare un minimo sottovento alle Alpi, la cui traiettoria è ancora piuttosto incerta, dovrebbe comunque posizionarsi poi sull'alto Adriatico. Questo sarà accompagnato da un sensibile rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, che porterà un calo delle temperature e dunque la possibilità di una fase instabile di stampo quasi invernale, con la neve che potrebbe tornare a interessare anche le quote collinari, addirittura anche le quote di bassa collina. Dunque questo porterà un sensibile calo delle temperature, come dicevamo, che nella seconda parte di settimana torneranno sotto le medie anche al centro-nord, valori che faranno fatica a superare i 12-13 gradi anche durante il giorno. Temperature leggermente più alte inizialmente al sud, ma anche qui poi è atteso un calo termico proprio sul finire della settimana. Bene, con questo è tutto. Per maggiori dettagli potete rimanere aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.
Dal giorno in cui sono nata, ha sempre avuto cura di me. Mi ha sostenuto e dato le risposte che cercavo nei diversi passaggi della mia vita. Mi ha fatto capire che ho bisogno di controlli e attenzioni speciali e che la mia salute di donna dipende anche da me. Il Servizio Sanitario Nazionale è vicino ad ogni donna con specialisti e screening gratuiti. Chiedi al tuo medico e informati su www.salute.gov.it. Il
Il Carso, una terra di doline, di inghiottitoi che vennero sfruttate nel corso della Prima Guerra Mondiale per costruire delle trincee come questa, delle linee difensive. Qui si trovava l'esercito italiano a partire dal giugno-luglio del 1915, quando cominciarono i primi scontri con gli austriaci. Trincee che ospitavano dei veri e propri villaggi, le stazioni di comando che sfruttavano appunto queste cavità nella montagna per poter sfuggire alla vista del nemico e colpi di artiglieria. E quindi immaginate l'estenuante condizione in cui erano costretti a vivere per settimane, mesi, in qualsiasi condizione atmosferica, come me adesso che sta piovendo e non c'è nessuna copertura a proteggerti. La caratteristica della Prima Guerra Mondiale infatti era proprio questo, ovvero il costringere gli eserciti a delle lunghissime e faticose postazioni che costavano tantissime vite umane per guadagnare soltanto pochi centimetri o pochi metri nel corso di giorni e giorni. E qua c'erano appunto dei villaggi veri e propri che adesso vado a vedere. Qua si intuisce bene il percorso delle trincee, quelle in rosso, e delle doline, che sono queste depressioni, le si vede dalle curve di livello che si ravvicinano, e all'interno di queste venivano appunto costruiti i villaggi. Il Carso venne coinvolto quasi subito nella Grande Guerra, quando iniziò il conflitto tra Italia e Austria nel 1915. Nell'autunno di quell'anno questa dolina, detta dei bersaglieri, venne conquistata dagli italiani. Questo divenne il fronte di massima resistenza, la linea di San Martino. Negli accampamenti c'erano comandi, magazzini di cibo e munizioni, ambulatori, persino un cimitero. La dolina è infatti detta anche dei 500 per il numero di vittime che vi furono sepolte. Qui nel Carso, nelle zone del combattimento, finito il conflitto, divenne terra di cimiteri. Tra gli anni 20 e 30 si pose il problema di riordinarli, di riorganizzarli, e quindi in questa stessa zona, qui mi trovo a Re di Puglia, venne eretto il sacrario dei 100.000. Qua sono conservate in questo ossario imponente con una gradonata di 22 gradoni, appunto i resti di circa 100.000 soldati che combatterono qua sul fronte. Il sacrario di Re di Puglia è un'opera della memoria straordinaria, un museo a cielo aperto, un percorso della memoria che ricorda nella sua imponenza su questa piana arida quante vite umane, spesso giovanissime, sono state sprecate. Tra queste voglio segnalare nel primo gradone la lapide centrale, è quella che ricorda una donna, un'infermiera. Anche loro hanno chiaramente preso parte al conflitto e anche loro ne hanno pagato le conseguenze con la propria vita. Dopo 2 anni di appostamenti, i reparti italiani furono costretti a ritirarsi, lasciando il Carso ai propri nemici dopo che le truppe austro-tedesche sfondarono le linee italiane a Caporetto. 7.014 salme di militari italiani riposano qui, nel sacrario di Caporetto. Sono in Slovenia. Questi scenari naturali sono entrati nella storia per via della disfatta dell'esercito italiano, che fu costretto dagli austriaci, dall'esercito austro-ungarico, alla ritirata e addirittura all'arretramento fino alla linea del Piave. Ebbene, come è avvenuto per il sacrario di Re di Puglia, anche con questo si è deciso di mettere ordine ai tanti cimiteri sparsi per il territorio e commemorare le gesta di quei giovani militari che persero la vita con questo imponente sacrario inaugurato negli anni 30 e che domina su tutta la valle di Caporetto, che tra l'altro dal punto di vista paesaggistico è davvero sorprendente, con il corso d'acqua che la attraversa. E da quelle montagne e in quelle pianure in cui persero la vita tanti giovani soldati, tra la fine di ottobre e il novembre del 1917, vengono oggi ricordati in questo luogo che, seppure si trova in Slovenia, è chiaramente meta soprattutto di turisti italiani incuriositi da un evento che ha segnato in maniera tragica la storia del nostro paese. Da un conflitto mondiale all'altro, tornando a Trieste, mi lascio risucchiare da questo vestibolo che mi proietta nello stadio più basso raggiunto dall'umanità, quello delle deportazioni naziste.
Due inquietanti pareti di cemento armato altissime e verticali sono l'ingresso alla risiera di San Sabba, l'unico campo di sterminio nazista in Italia con crematorio che entrò in funzione nell'aprile del 1944. Qua i nazisti, dopo l'occupazione del territorio di Trieste, imprigionarono membri della Resistenza, militari italiani, oppositori politici. La torre di essiccazione delle Riso venne appunto convertita dai nazisti in forno crematorio, che poi venne fatto saltare nell'aprile del 1945 dai tedeschi per non lasciare traccia dei loro crimini. Era anche un centro di smistamento di tutti i prigionieri che poi venivano destinati ai campi di concentramento di Germania e Polonia. Si entra in questo percorso davvero drammatico per via di questi setti altissimi e questo corridoio strettissimo che ti risucchia dentro il dramma di quei mesi. La Sala delle Croci, un fitto telaio in legno che sorreggeva a 3 piani all'interno di questa gigantesca struttura in muratura. Al terzo piano si trovavano gli ebrei, poi destinati ai campi di concentramento. Al secondo piano i sospetti politici. Al primo piano invece, secondo il racconto del sopravvissuto, era stato allestito un laboratorio di sartoria e calzoleria. Qua venivano ammucchiati anche gli oggetti personali come occhiali e scarpe dei prigionieri. Questa invece è la stanza delle celle, 17 piccoli anfratti bui che sono stati costruiti per ospitare i prigionieri più pericolosi. Delle piccole stanze di cemento con un corridoio largo circa 60 cm, in alcuni casi anche meno, profonde 2 metri, lo spazio per contenere un giaciglio di legno, le porte che venivano chiuse dall'esterno con un lucchetto. Alcuni sono rimasti qui dentro addirittura per dei mesi. Nel 1976 si tenne il processo contro i comandanti tedeschi che gestirono questa struttura. Ebbene, uno dei prigionieri sopravvissuti chiamò questa cella, questa stanza in cui mi trovo ora, la cella della morte, perché qui, secondo il suo racconto, venivano portati i prigionieri prima di essere uccisi. Una stanza completamente buia con le finestre tappate. Oggi c'è una luce elettrica, ma doveva essere un ambiente davvero tetro e oscuro, come l'oscurità che invadeva l'anima di coloro che entravano qua dentro sapendo a quale fine erano destinati. Dalla cella della morte, uno per uno, i prigionieri venivano fatti marciare per pochi metri, attraversavano il cortile della risiera e arrivavano ad un edificio che oggi non c'è più, il garage. Qua venivano uccisi. Qua si trovava la torre di essiccazione che era stata convertita in forno crematorio. Sul pavimento ci sono delle lastre di metallo a segnare la superficie occupata da quella struttura. Ed una scultura di ferro ricorda il punto esatto in cui si trovava il camino del forno crematorio, la struttura che ricorda il fumo che si elevava da questo camino. Ciao a tutti amici di Senza Giacca, siamo alla libreria Il Catalogo dell'amico Giovanni Trengia per la presentazione del libro Lo sport ai confini del mondo. Siamo con uno degli autori, Sergio Tavciar, l'altro è Marco Ballestracci. E Sergio Tavciar però, prima che scrittore, è la voce storica di TV Koper, capodistria per lo sport, in particolare la pallacanestro, oltre che un famosissimo giornalista di pallacanestro. Sergio, intanto benvenuto a Pesaro. Grazie, non è la prima volta che ci vengo qua, è uno dei luoghi dove seguivano di più il basket jugoslavo, ci seguivano tanto a noi di Tele Capodistria, per cui qua sono praticamente a casa, diciamo da Pesaro passando per Iesi, Fabriano, Montegranaro, Porto San Giorgio, Roseto, Teramo. Qua sono veramente di casa. Tutte piazze abbastanza storiche della pallacanestro, sì, non a caso direi. Sì, a parte gli apostati di Macerata che giocano a pallavolo, per il resto è una delle regioni, come dire, storico
perfette del basket. Senti Sergio, riprendendo, dicevamo prima, quelli della mia generazione sono cresciuti, appassionati di basket, sono cresciuti con la voce di Aldo Giordani alla Rai e di Sergio Tavčar a Koper Capodistria. Erano tempi magari un po' pionieristici. Ci ricordi qualche episodio particolare magari di questi momenti, degli inizio-fine anni 70 direi? Sì, ho cominciato proprio... La mia prima telecronaca di pallacanestro è stata la finale di Coppa Campioni del 71, cioè avevo 21 anni, ero proprio alle primissime armi, avevo fatto altri sport per vedere Capodistria, però finalmente ho potuto commentare la pallacanestro, che era il mio sport, cioè io ho giocato a pallacanestro, dopodiché a 18 anni ho capito che la pallacanestro non faceva per me come giocatore, però figlio di professori e maestra, avevo, come dire, una specie di talento per l'insegnamento, per cui a 18 anni ho cominciato già subito ad allenare, ed ero allenatore di pallacanestro a tempo pieno all'epoca già da 3 anni, e per cui era il mio sport, visto che già facevo il telecronista, è stato, come dire, una specie di liberazione poter finalmente commentare il mio sport. Cioè, aneddoti particolari ce ne sarebbero tanti. Dagli inizi, quando lavoravamo ancora in via sperimentale a TV Capodistria, non avevamo neanche la sede, ancora neanche lo studio, facevamo delle telecronache improvvisate da uno studiolo della radio di Capodistria, che anche qui si sentiva molto, con tanto Casadei e compagnia bella, e con un televisorino piccolo in condizioni... Telefunken. No, 12 pollici con effetto neve, cioè quella roba terrificante in bianco e nero. E comunque, visto che lavoravamo in condizioni talmente precarie e ridicole, io facevo le mie telecronache, ero convinto che non mi sentisse nessuno. Che... Così a questo punto ho detto, perché dovrei usare un linguaggio di quelli come i veri, cioè quello paludato dei telecronisti dell'epoca. Ho detto allora no, parlo come mangio, cioè come mi sento, se ho da dire una battuta la dico. E mi divertivo molto di più in questo modo. E dopodiché a un dato momento, a mia enorme sorpresa, dopo 4-5 mesi sono cominciate ad arrivare lettere appunto da qua, dall'Emilia, da Milano, dal Veneto, addirittura da Milano, dalla Lombardia, e dicevano sì, fate i complimenti a quel frizzante telecronista che si fa divertire, che ha quel modo così spontaneo di fare le telecronache. E ho detto, beh, se la gente piace, perché non continuare a questo punto? Giusto. Ascolta Sergio, adesso ti dimostro che io ancora ti leggo, tu ogni tanto crei dei neologismi, ultimamente hai creato questo gonadociclosi per identificare le partite NBA, spiegacelo. No, è stato il giramento, come dire, dei cosiddetti, quando bisognerebbe partire da lontano, cioè io sul mio blog mi sono fatto una cerchia che io reputo amici, con i quali ci troviamo 2 volte all'anno a quella che io chiamo la Sconvention, dove arrivano questi qua e ci confrontiamo viso a viso, chiacchieriamo, facciamo primo, secondo, terzo tempo fino a notte. E lì appunto fra questi miei amici c'è uno di Vicenza, che si chiama Stefano, che mi aveva messo sul sito un pezzo che parlava della Jugoslavia, di una scrittrice serba, dove io da buon sloveno di Trieste mi sono arrabbiato nero e ho scritto la risposta di come secondo me sono andate veramente le cose, che quella diceva solamente le grandissime stupidaggini e che mi facevano appunto girare quelle. Da qui la allora sto qua mi manda in un commento, dice sì, che la sua prima moglie aveva inventato un neologismo per definire questo fenomeno, la scrotociclosi. Ho detto, beh, forse bisognerebbe usare un termine un tantino più tecnico, e allora ho proposto questo neologismo, che adesso sul mio sito è attecchito abbastanza velocemente. Sì, rende l'idea. Senti, ed è appunto il fenomeno che si verifica guardando le partite NBA, certo. Rende l'idea. Senti,
nessuno è più adatto di te a spiegarci perché, restando ai tempi di oggi, che ne so, un Luka Doncic è più facile che nasca da Nova Gorizia in su piuttosto che da Gorizia in giù. Ma no, questo è un caso assoluto, cioè poteva nascere da tutte le parti, cioè, chiaramente aveva i geni giusti, nel senso papà cestista di origine serba, a dire il vero, papà serbo, nato comunque per sbaglio in Slovenia perché era ufficiale nella caserma, la grande caserma di San Pietro presso Gorizia St. Peter. Sai, ai tempi della guerra fredda c'erano caserme gigantesche sia da una parte che dall'altra parte del confine, noi ho Picina, casa mia a Trieste, ne avevamo 4 nel raggio di 5 km, per cui dall'altra parte era la stessa cosa. E questo qua è serbo di nascita, giocatore di pallacanestro, è stato in giro nazionale slovena, ha avuto questa relazione con questa modella ballerina lubianese, è nato questo figlio, cioè è stato un caso, diciamo, non è che sia nato in Slovenia perché ci sia una scuola talmente particolare. Il fatto è comunque che nei tempi passati i talenti in Jugoslavia avevano molta più facilità ad uscire, questo è assolutamente vero, perché si praticava, cioè tutta la filiera, diciamo, di produzione di giocatori, dal mio punto di vista, è inutile qui spiegare in lungo e in largo, era strutturata in modo molto più giusto per produrre giocatori di grande valore che potevano esprimere il massimo di quello che avevano come potenziale. Senti, siamo a San Valentino, quindi giorno degli innamorati, curiosando un po' fra le tue passioni, stasera puoi andare a cena con Mirza Delibasic, Larry Bird, Michel Platini o Belen o Elvis Presley, scegliene uno. Ma no, per parlare, per chiacchierare, si parla a questo punto di pallacanestro, certo che se potessi avere Elvis a cena sarebbe molto meglio, sarebbe assolutamente la cosa più sensazionale. Anche per parlare di gusti musicali, visto che è la mia grandissima seconda passione, e soprattutto quel tipo di musica di quell'epoca storica, della quale penso di essere un notevole, come dire, non solo estimatore ma anche abbastanza esperto. Per il resto, se vogliamo parlare di basket, probabilmente Larry Bird, avendolo visto da lontano, non sarebbe un grande interlocutore vista il suo straordinario ego. Invece con Mirza ci ho anche parlato più volte dopo la fine della sua carriera, e comunque anche lui, diciamo, è un personaggio per me più grande, più bel giocatore che io abbia mai visto in vita mia. Se volessi parlare di pallacanestro, devo dire degli ex jugoslavi, parlerei, come ho parlato tante volte, con Pero Scansi molto volentieri e con Krešo Ćosić, ecco, questi due personaggi, grandi giocatori, grandi intellettuali, grandi allenatori, anche se Pero Scansi forse in panchina rendeva il 10% di quello che lui riusciva di quello che lui sapeva di basket, ma vi ho detto anche, lui probabilmente, essendo stato grande giocatore, essendo anche dalmata, aveva questo atteggiamento nei confronti dei giocatori per dire: guarda, io te l'ho detto 4 volte, se adesso non riesci a capire, non me lo fai, va a quel paese, io non posso spiegare, fa quello che vuoi, ormai sei tanto brocco che non posso insegnarti niente. Quindi stando ai grandi allenatori, visto che sei un famoso tifoso juventino, ti piace la Juve di Sarri? No. Perfetto, risposta sintetica. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo alla presentazione del libro. Siamo qui con la signora Antonella e la nonna Regina. Cosa ci avete preparato di buono? Oggi devo preparare. Dunque, per prima cosa dobbiamo fare? C'ho la pignata, anzi la teccia, e mettere un 3-4 cucchiai di olio, tagliare sottile la scivola e tagliare sottile anche a quadratini o a listarelle la pancetta e soffriggere. Va bene, allora mi comincio così, mi taglio la pancetta e Antonella tu mi dai una mano con la cipolla, va bene? Andiamo. Taglio così fine, più sottili, più piccoline? A cubetti?
A cubetti, sì. Va bene così? Sì, va bene. Abitualmente lo faccio perché il grasso della pancetta si squaglia meglio. Ok. Ecco, adesso abbiamo praticamente finito. Andiamo a preparare il soffritto. Mi dicevi di prendere un bicchiere d'acqua vicino? Sì, tenerlo vicino perché mentre fai rosolare è facile perché la cipolla deve essere bella rosolata, non deve restare morbida, perché sennò è indigesta. Ho capito. Allora io e Antonella ci occupiamo della rosolatura. Andiamo. Ok, passiamo a preparare il soffritto con i 4 cucchiai di olio, come diceva mamma. Dopo vediamo se ne servono di più. Cipolla, come diceva prima mia mamma, deve imbiondirsi perché altrimenti se resta bianca non è ben cotta e resta indigesta. Ed è un punto sempre parecchio difficile perché il momento dopo si brucia, quindi bisogna, però è, come dire, è il momento critico di ogni soffritto, non di questo in particolare. E adesso cominciano ad andare i nostri meravigliosi capuzzi gardi. Ma tutto questo viene fatto a fuoco alto? Vivace. Fuoco alto, no? Sì, Fuoco alto. Poi si abbassa quando l'acqua che un po' avevano, l'acqua di risulta dopo averli sciacquati e strizzati, quando l'acqua si asciuga si sfuma col bicchiere di vino bianco secco, come si diceva prima. Dalle vostre parti magari uno splendido Malvasia. Esatto. Tendenzialmente è quello il vino che usiamo in tutta la cucina. Buonissimo. Ecco, adesso loro cominciano. Ovviamente si aspetta che si sfumi anche il vino. Fa già l'acquolina in bocca. Assolutamente. Un buon piatto di capuzzi è sempre personato. No, e poi come ti dicevamo prima, per noi è il piatto del Natale, per cui quando sentiamo il profumo ti va alla testa i pensieri l'albero, il periodo. Poi vabbè, li facciamo anche durante l'inverno, ma questo piatto che facciamo oggi è la versione più ricca perché è quella del giorno di Natale. Ecco. Adesso si comincia col suo bravo mestolo. Adesso mettiamo, come dicevi, sia l'acqua che il brodo. L'acqua che il brodo. Brodo ovviamente caldo, infatti si vede che fuma. Che l'abbiamo preparato prima, mi dicevi che è un brodo di... È un brodo di carne mista. Ottimo. E qui dentro ci sono un pezzetto di muscolo, che è l'esso, quello buono anche da mangiare. Sì. Poi c'è un pezzo che da noi qua si chiama tasto, però attenzione che nelle varie regioni italiane i pezzi di carne hanno un diverso nome. Il tasto ha anche un po' di osso che dà gusto. Quella è una carne meno prelibata, però per il brodo è importante. Mezza gallina. E a noi perché piace, a me e mia mamma soprattutto, un pezzettino di lingua che per il gusto del brodo è ininfluente, ma a noi piace. Poi anche il brodo da noi ha una sua... viene fatto in un certo modo. Ma insomma penso che sia... A seconda di ogni tradizione, di come lo fa.
Alla fine ci metti i propri ingredienti segreti o speciali? Allora, noi lo facciamo, a casa lo facciamo così, le carni miste appunto, poi soprattutto quando metti carne che ha anche l'osso, tende a schiumare il brodo quando comincia a bollire, quindi aspetti che si faccia la schiumina con la schiumarola, lo schiumi. Una volta schiumato il brodo metti le verdure. Allora nonna ci ha insegnato a bruciacchiare la cipolla, le verdure le metti cubì, nel senso che se ti piace che il brodo sappia più da verdure ne metti di più, se ti piace più il sapore della carne ne metti di meno. Comunque mettiamo carota, sedano, anche con le sue fogliette. Ecco, vedi adesso si abbassa quando comincia a sobbollire. Dunque adesso tu hai coperto tutti i crauti con... Esatto. Completamente, e adesso si abbassa e adesso si fa sobbollire come... Quanto tempo? 2 ore e mezza, 3 ore. Coperte o non coperte? Non coperto. Okay. Oh no, aspetta, scusa, comincia a coprirlo, adesso lo si lascia un po', okay. E poi effettivamente è mezzo coperto. No mamma, si coprono i crauti. Sì. Ecco, sì. Tradizione di casa della nonna, bruciacchiare la cipolla pulita prima di metterla dentro. Puoi bruciacchiare o farla saltare? Sì. No, bruciacchiare, la bruci sulla fiamma come si fa con i würstel. Guarda, proprio così? La faccio, perché appoggio qua le cose, vedi? Perché va via gli odori più forti. Ah, si toglie l'odore, orca. Ecco. Vedi che è bruciata? Orca. La conosce anche i tomi. E questo è il pezzetto di aglio, l'aglio vestito, quindi con la sua scorzetta, e nonna lo bucarellava 7 volte e così noi facciamo. Bello, molto bello. Sì. Anche un po' di prezzemolo, insomma. E dopo, una volta che hai messo le verdure, il brodo lo fai andare 2 ore e mezza, 3 ore anche quello. Prima se ti metti le verdure non ti può schiumarlo. Infatti, quello. Si mette il sale all'inizio, un pochino di sale, okay. E poi noi mettiamo granelli di pepe. Okay. Anche questa è una cosa di famiglia. Anche noi lo facciamo. Io nonno. Ecco. Nonno Giuseppe? Josep. Ecco, adesso che i nostri cappucci si stanno facendo, volevo farvi 2 domande. Magari chi vi ha insegnato questa ricetta, che ricordi avete? Tradizione familiare, me l'avevo imparata da mia mamma, che era un'istriana nata ad Albona, vissuta a Capodistria e a Pora, è il nostro piatto tradizionale natalizio e non manca mai in casa mia, e mica l'ho trasmesso a mie figlie e spero che anche alle nipoti. I ricordi sono tanti. Quando sento sti profumi, intanto l'atmosfera del Natale viene subito alla mente. Vedo mia nonna seduta vicino alle pignate, perché nonna quando cucinava faceva quello, basta, sorvegliava le pentole. E poi c'è il ricordo di tutti i Natali fatti con mia cugina, che è appunto le figlie della sorella di mia mamma, e ci ritrovavamo tutti a casa o degli zii o a casa nostra, ed era festa, appunto, già l'atmosfera era festante, appunto, questo ci porta indietro a questi, appunto, nel brodo e nell'acqua soprattutto, e a questo punto cominciamo ad aggiungere le luganiche. Vanno dentro, questa del cranio, vanno bucherellate perché altrimenti si rompono, poi si rompono lo stesso, però intanto si cerca di salvarle bucherellandole, perché così lasciano passare i loro grassi ed è quello che dà gusto ai crauti, e si mette anche quella, la luganega normale, non so com'è, la luganega fresca, ecco. Perché anche queste hanno un tempo di cottura più lungo, sia del würstel che del carré affumicato, perché praticamente il carré è già cotto. Niente, si coprono. Fuoco molto basso e cottura. Noi li facciamo cucinare 3 ore perché appunto ci piace che si sciolgano in bocca. Chi vuole anche 2 ore e mezza, restano un pochino più
croccanti sotto i denti. Allora, dopo circa, dicevamo, in finale di cottura, che per noi sono 3 ore, però possono essere anche 2 ore e mezza, vengono messe nei crauti i würstel che a casa chiamiamo le Luganiche de Vienna. Penso che sia anche proprio triestino, non solo istriano. E vengono sbollettati prima di essere poi... Giusto qualche minuto, immagino. Sì, perché il würstel di suo sarebbe già cotto. E quindi... Poi vengono messi nei crauti ancora qualche minutino? Dentro. Alla fine o ancora per qualche minuto? No, poi una decina di minuti fai ancora andare i crauti, c'è proprio il finale, anche meno, dice mamma. Perché dopo finiscono di cuocere dentro. Sì, alla fine quasi non li giri più perché c'è talmente tanta roba dentro. Ecco. A questo punto della cottura, l'ultimo quarto d'ora, mezz'ora, si fa asciugare l'acqua. Quindi non serve più coprirli. Poi anche lì, gusto personale, c'è chi li vuole un pochino più brodosi, chi li vuole più asciutti, questo proprio... Io li preferisco asciutti. Ecco, noi in genere li facciamo asciutti come da tradizione di casa. Proprio alla fine, ma è gusto nostro, si potrebbe mettere anche prima, perché è molto saporito il carré di maiale affumicato. In genere gli diamo una sciacquata, questo l'abbiamo già fatto, e va anche lui a continuare a condire. Lo lasciate qualche minutino? Sì, è l'ultimo, lo lasci lì, non so, del tipo cominci a preparare il piatto per mettere tutto, A fuoco lo lasci spento là. o fuoco acceso? Indifferente, ok. ma è proprio per scaldarlo. Ho capito. Più che altro. Ecco, è il momento clou dell'assaggio per capire appunto se c'è da aggiungere aceto o no. Allora prima assaggio io. Ne hai presi pochi. Aggiungiamo? Va bene. Va bene così? Approvato? Approvato dall'autrice somma dei crauti di famiglia. Vuol dire che ti impara bene. Ecco. Beh, grazie, è un bel complimento questo. Ecco, il nostro piatto finalmente è pronto. È venuta l'ora di impiattare? Andiamo, Antonella, fai tu? Andiamo, proviamo intanto. Mi dicevi che di solito lo fate per Natale, per questo magari... Sì, c'è il cotechino che facciamo a parte e in genere si prende il centro del piatto. Molto bello. Poi questo lo tiro fuori perché è un po' più grosso e ingombrante. Poi si cominciano a tirar fuori le luganiche. Ecco la nostra del cranio. In genere le tagliamo in modo che a tutti venga il suo pezzo. Così fai un po' di decorazione, eccolo. Abbiamo fatto davvero per un reggimento. Cosa? Vediamo cosa abbiamo fatto? Assaggiamo? Forza. Certo. Vediamo. Se ti ha bisogno. Grazie mille. Sono spariti. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Buoni. Molto buoni. Complimenti alle Uno chef. dei piatti preferiti della mamma. Buonissimo. E anche di casa. Dai, adesso provate a farli anche voi.
Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. La ricostruzione e l'ampliamento della scuola elementare di Fasana e della palestra scolastica rappresentano uno dei progetti prioritari del Comune, la cui realizzazione dovrebbe iniziare a breve. Vediamo i dettagli. In vista dell'avvio dei lavori, i rappresentanti del Comune, della Regione Istriana e della scuola hanno incontrato il Consiglio dei genitori per illustrare tempi e modalità dell'intervento. Come ha spiegato la vice sindaca Sandra Piglian Lorenzin, la Regione, in qualità di ente fondatore della scuola, dovrebbe entro la fine del mese bandire la gara d'appalto per l'individuazione dell'impresa esecutrice. È già stato predisposto un piano temporale dei lavori che si svolgeranno in 2 fasi. Nel stesso momento sarà ricostruita la palestra sportiva esistente completamente con i pavimenti, con il tetto e con tutti quei altri lavori che servono, e altrettanto verrà costruita una piccola palestra nuova che sarà in funzione anche per gli alunni. Si ricorda che la didattica proseguirà all'interno della scuola durante i lavori. È molto importante dire per gli alunni e anche per i genitori che le lezioni durante tutti questi periodi, il periodo dei lavori, sarà effettuata nelle aule della scuola, nel senso che nella prima fase saranno effettuati nella scuola nelle aule della parte vecchia e nuova, e nel momento quando che saranno effettuati e finiti le aule della nuove, allora tutte le lezioni saranno trasferite nella parte nuova della scuola. Nel tempo sarà necessità di 2 o 3 aule che mancano, e in questo momento il Comune di Fasana dà a disposizione tutti i suoi ambiti che ha, per il motivo che la scuola viene organizzata a Fasana, e che i genitori e gli alunni non hanno dei problemi di andare fuori del luogo del Comune di Fasana e che possono avere le loro attività dopo scuola come che hanno fino adesso. Il progetto, del valore complessivo di oltre 350.000 euro, è finanziato principalmente attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con 331.768 euro a fondo perduto, mentre la Regione Istriana contribuisce con 25.000 euro. Nel cuore di Pola, dove per anni c'era la famosa catena di fast food, oggi nasce uno spazio dedicato agli studenti. L'ex McDonald's di via Laghigna cambia volto e diventa un centro sociale universitario, un luogo per studiare, incontrarsi e organizzare attività culturali. Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell'Università di Pola, di diversi comuni istriani e degli stessi studenti. Dopo anni di chiusura, le porte dell'ex McDonald's nel centro di Pola si riaprono con una nuova identità. Al posto dei tavoli del fast food, oggi ci sono spazi di studio, aree per incontrarsi e un punto di riferimento per la vita universitaria della città. Su oltre 300 metri quadrati, distribuiti su 2 piani, nasce il nuovo centro sociale studentesco, pensato come luogo di incontro e di lavoro per i giovani universitari. Per ora è stata completata la prima fase dei lavori. Circa 200 metri quadrati della parte anteriore sono già stati sistemati e messi a disposizione degli studenti. In questa prima fase abbiamo ristrutturato il grande atrio, la cucina, i servizi igienici e tutti gli spazi di supporto. Nella fase B sistemeremo altre 3 unità del centro. Uno studio musicale per gli studenti dell'Accademia di Musica e per i gruppi musicali, una sala dedicata agli e-sport e intendiamo inoltre avviare un media elettronico indipendente. Per l'università si tratta di un passo importante per migliorare le condizioni della vita studentesca. È per me un grande piacere essere oggi qui in questo nuovo spazio, nato da una reale esigenza dei nostri studenti e destinato a diventare un luogo di incontro, dialogo e collaborazione. Come università siamo orgogliosi di questo progetto. Vi hanno partecipato molti attori, ma il ringraziamento più grande va agli studenti che si sono impegnati e che hanno dimostrato quella caratteristica tipica del nostro Ateneo, cioè la determinazione, potremmo dire anche la testardaggine, di portare a termine il lavoro quando è il momento di farlo.
Finora nell'adattamento dello spazio sono stati investiti quasi 70.000 euro. Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell'università, di una ventina di unità di autogoverno locale e anche grazie a diverse iniziative promosse dagli studenti. Sicuramente non è un progetto o un'azione dove pensare se sosterremo, ovviamente sì, perché un centro come questo è molto importante per tutti i giovani, per gli studenti particolarmente, visto che bisogna creare delle opportunità di incontro, luoghi dove nascono nuove idee, dove i ragazzi possono veramente portare a termine le loro idee e scontrarsi anche con diversi pensieri. Sicuramente luoghi come questi aiutano, ne abbiamo bisogno in tutte le città, in tutte le situazioni, non solamente a Pola come centro studentesco, ma sicuramente anche nelle nostre località. Tutte le azioni che promuovono i ragazzi, danno loro l'opportunità di crescere, sono azioni che bisogna sostenere. Sono contenta per loro perché è veramente uno spazio bellissimo, abbiamo sentito che c'è ancora da sistemare fino alla fine, ci sono tante possibilità, tanto spazio, ma sicuramente contenta per tutte queste generazioni che potranno usufruire di uno spazio così. Sono quasi gelosa di non poter tornare indietro e poi ritornare a studiare. Determinazione e collaborazione sono state decisive anche nelle fasi iniziali del progetto. Siamo stati piuttosto perseveranti, abbiamo inviato richieste di sostegno a tutte le unità di autogoverno locale e regionale. Inoltre, 1/3 dei fondi è stato raccolto grazie ai progetti degli studenti. Hanno organizzato diverse iniziative, tra cui 2 feste delle matricole, hanno partecipato ai bandi del centro studentesco, mentre il principale investitore di questo spazio è l'università stessa, che ha contribuito in parte con fondi propri e in parte attraverso i contratti di programma, cioè tramite il Ministero della Scienza. Pola è una città universitaria. Mi auguro che gli studenti utilizzino questo spazio ogni giorno e che ne traggano davvero beneficio. La ristrutturazione è riuscita molto bene, lo spazio è bellissimo e spero che diventi un luogo vivo dove gli studenti possano incontrarsi, studiare e organizzare diverse attività extracurriculari. Il centro sociale studentesco è pensato come un vero e proprio salotto universitario, uno spazio multifunzionale dove, oltre allo studio, troveranno posto corsi di danza, quiz, concerti, serate cinematografiche e laboratori educativi. Il centro sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 18 fino a mezzanotte. Il comune di Fasana ha deciso in questi giorni di erogare i contributi pasquali ai pensionati e alle persone di età superiore ai 65 anni che non percepiscono né una pensione nazionale né una estera. A parlarne più nel dettaglio è stato l'assessore all'amministrazione dell'ente locale del comune di Fasana, Dimitrije Svabić. La raccolta delle domande per i contributi pasquali è già iniziata. Siamo lieti di poter dire che anche quest'anno siamo in grado di erogare questo sostegno ai pensionati che percepiscono una pensione fino a 700 euro mensili, alle persone con più di 65 anni che non ricevono né una pensione nazionale né una estera, nonché ai beneficiari dell'indennità personale di invalidità e dell'assegno inclusivo, secondo i criteri stabiliti nella nostra decisione. I criteri per l'assegnazione dei contributi pasquali sono i seguenti. I pensionati con redditi fino a 300 euro riceveranno un contributo di 140 euro. Coloro che percepiscono tra i 300 e i 500 euro riceveranno 120 euro. I pensionati con entrate comprese tra 500 e 700 euro riceveranno 100 euro, mentre le persone con più di 65 anni che non percepiscono né una pensione croata né una estera riceveranno un contributo di 140 euro. È importante sottolineare che la richiesta può essere presentata presso il comune di Fasana, nella nostra cancelleria durante l'orario d'ufficio, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 8 alle 10:30, mentre il martedì dalle 14 alle 16. Quando è prevista l'erogazione? Per quanto riguarda i pagamenti, le erogazioni verranno effettuate il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 30 aprile, anche se noi prevediamo che i tempi si prolunghino così a lungo.
Il pagamento dei contributi pasquali rappresenterà sicuramente un aiuto per i bilanci familiari dei pensionati del territorio comunale, soprattutto in vista delle spese più elevate per il tradizionale cestino delle festività pasquali. Gli allievi della Scuola Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola stanno vivendo una crescente difficoltà nel superare l'esame di lingua croata previsto dalla maturità di Stato. Il problema si fa sentire soprattutto per chi desidera proseguire gli studi in Italia, dove la conoscenza della lingua croata non è richiesta. Vediamo i dettagli. La sfida principale per gli allievi consiste nell'affrontare un programma di lingua croata impegnativo, il cui livello può risultare difficile da raggiungere, rendendo l'esame di maturità una prova complessa. Quest'anno diciamo che avremo più problemi rispetto all'anno scorso. L'anno scorso avevamo 2 allieve che non potevano superare la maturità di lingua croata, stiamo parlando del saggio e del riassunto. In concreto quindi l'esame di lingua croata si deve superare, quindi c'è un articolo di legge che vincola questa realtà. I nostri ragazzi devono superare la lingua e letteratura italiana, la lingua croata e poi possono scegliere se inglese e matematica, inglese e o matematica, quindi diciamo che gli esami obbligatori sono 3. Questa situazione comporta diversi rischi: il mancato superamento dell'esame di maturità, difficoltà nell'iscrizione all'università e un aumento dello stress tra gli allievi, al punto che alcuni allievi e i loro genitori hanno richiesto l'esonero dell'esame di lingua croata. La lingua croata diventa sicuramente un problema per coloro che hanno seguito percorsi scolastici, non c'entra, a volte anche non in Italia ma anche in altri paesi europei ed extraeuropei, abbiamo in realtà così, e però lo devi superare a livello C2, quindi come se fosse una lingua materna. E la lingua croata per forza di cose in una lingua della minoranza italiana non può essere a un livello così alto. Quindi abbiamo fatto un percorso adesso di scelta, alcuni ragazzi hanno chiesto l'esonero o il tempo prolungato o l'assistente e dobbiamo attendere i risultati, vedere cosa ci risponderà il Centro Nazionale per la Valutazione Esterna di Zagabria. Devo dire che ci sostiene l'Unione Italiana in questo nostro percorso e la Regione Istriana, in primis Jessica Acquavita, quindi la vicepresidente, che veramente, devo dire, siamo settimanalmente in contatto perché attendiamo la modifica del regolamento della maturità di Stato. Siamo sul chi va là, quindi siamo in attesa che ciò avvenga per poter intervenire proprio su un documento ufficiale. Tuttavia, la difficoltà del superamento dell'esame ha spinto alcuni genitori a rivolgersi all'ambasciata italiana a Zagabria e al consolato italiano per segnalare le problematiche incontrate dagli allievi e richiedere una soluzione. La situazione resta sotto osservazione con l'obiettivo di garantire che tutti gli allievi possano affrontare la maturità con maggiore serenità. Quindi devo dire è stato elevato a una situazione maggiore, quindi un maggior peso, ha avuto sicuramente un maggior peso anche la loro presenza nella diffusione di questa anomalia, io lo definirei così perché sono ragazze che studiano alla fin fine in Italia, quindi tornano al loro paese d'origine. E devo dire che anche l'onorevole Radin svolge la sua attività in maniera seria e ponderata e ovviamente siamo tutti concentrati sul futuro e vediamo cosa succederà da anno in anno, quindi viviamo nuove realtà, nuove possibilità. E quello che ho detto anche nel discorso, l'Italia ha più di 200 anni di maturità di Stato, noi siamo al 16° anno, è logico che ci siano problemi di percorso, però andiamo a risolverli per le generazioni future, quindi questo in un certo qual modo anche il mio discorso ha voluto dare questo peso, il giusto peso alla realtà che noi ci ritroviamo a subire e a vivere ogni giorno. Nell'ambito della celebrazione della 19ª settimana della psicologia, i maturandi della scuola media superiore Svane Cernie di Rovigno hanno avuto l'opportunità di partecipare a una conferenza, a un laboratorio intitolato "Che cos'è lo stress e come affrontarlo?", guidati dalla psicologa Maria Gliha Družetić. La lezione e il laboratorio sono stati organizzati per 3 gruppi di maturandi e l'obiettivo dell'incontro era quello di avvicinare gli alunni al concetto di stress, aiutandoli a
comprenderlo meglio e a conoscere i modi per riconoscerlo e affrontarlo con maggiore efficacia, soprattutto durante il periodo dell'adolescenza. Lo stress è una normale reazione psicofisiologica dell'organismo a determinate minacce provenienti dall'ambiente circostante, cioè a situazioni che percepiamo come pericolose. È importante sottolineare proprio il termine normale. Lo stress fa parte della vita, è inevitabile e non esiste nessuno che ne sia completamente privo. Va inoltre evidenziato che lo stress non è una malattia, ma uno stato. Solo se siamo esposti a lungo e in modo intenso può portare a problemi di salute. Nel corso del laboratorio si è parlato dei sintomi e delle principali fonti di stress tra i giovani, ma anche delle diverse strategie che possono aiutare a gestirlo. Un'attenzione particolare è stata dedicata alle situazioni che i maturandi affrontano più spesso, come la pressione degli impegni scolastici, la necessità di prendere decisioni importanti per il proprio futuro e lo stress che può emergere durante il periodo di preparazione alla maturità. I sintomi attraverso cui possiamo riconoscere lo stress si dividono in 3 o 4 categorie: emotiva, comportamentale, cognitiva e fisiologica. La comparsa e l'intensità dei sintomi variano da persona a persona, ma tra i più frequenti sul piano emotivo ci sono tristezza, irritabilità e nervosismo. A livello comportamentale possono manifestarsi atteggiamenti aggressivi o, al contrario, una tendenza a chiudersi in se stessi. Tra i sintomi fisici si possono riscontrare mal di testa, respirazione accelerata, sudorazione, disturbi addominali e digestivi, pressione alta e simili. La lezione era rivolta in particolare ai maturandi, poiché si trovano in un periodo particolarmente stressante, legato sia agli esami di maturità sia all'iscrizione all'università. In generale le fonti di stress si possono suddividere in 4 categorie: ambiente familiare, ambiente scolastico, relazioni tra coetanei, molto importanti, e relazioni sentimentali, se presenti. Da quanto emerso, l'ambiente scolastico rappresenta la principale fonte di stress, cosa comprensibile considerando la fase che gli alunni stanno vivendo. Al termine dell'incontro, gli alunni hanno partecipato anche a un breve test basato sull'osservazione di immagini, attraverso il quale hanno potuto valutare il proprio livello di stress e riflettere su come diverse situazioni e stimoli possano influenzare il loro stato psicologico. Che cosa hai imparato che forse non sapevi? I modi per alleviare in qualche modo o togliere quello stress della testa. Quanto è stressante la maturità? Dipende da alunno a alunno, per me per ora non lo è e vedrò quando arriverà il momento. Abbiamo avuto un questionario sullo stress e poi c'erano diverse domande, in modo diverso come affrontiamo lo stress e come liberarcene. Che cosa hai scoperto di nuovo? Che sono una persona con molto stress e in generale evito lo stress. Laboratori di questo tipo offrono agli alunni strumenti utili per comprendere meglio le proprie emozioni e reazioni e li incoraggiano a sviluppare modalità sane per affrontare lo stress, una presenza frequente durante il percorso scolastico e nei momenti di importanti sfide personali. All'Università di Pola è stato presentato il nuovo numero della rivista scientifica Tabula della Facoltà di Lettere e Filosofia, un'edizione speciale dedicata alla studiosa croata Valnea Del Bianco, che riunisce contributi di colleghi, amici ed ex studenti e mette al centro il dialogo culturale tra le due sponde dell'Adriatico. All'Università di Pola il nuovo numero della rivista scientifica Tabula è stato presentato come un omaggio al lavoro scientifico e didattico della croatista Valnea Del Bianco, per anni docente alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il volume raccoglie i contributi del colloquio scientifico Incontri tra due sponde immaginarie, organizzato nell'ottobre del 2024 presso la Biblioteca Universitaria di Pola in occasione del 70° compleanno della studiosa. 9 saggi firmati da autori croati e internazionali, colleghi ed amici, affrontano temi che spaziano dalla filologia alla storia della letteratura, dalla stilistica alla dialettologia, fino alla critica culturale. I contributi sono molto interessanti e sono davvero orgogliosa dei miei colleghi che, stimolati dai miei lavori, hanno scritto su temi affascinanti. A questo progetto hanno partecipato i nostri studiosi di croatistica, italianistica, latinistica e persino colleghi provenienti da Zagabria, Osijek e dall'Italia. È una grande soddisfazione. Sapete, quando si va in pensione si pensa che tutti ti abbiano dimenticato e invece per me questo progetto è stato come tornare all'università. Sono felicissima.
Tra gli argomenti trattati anche la letteratura del Medioevo e della prima età moderna, i rapporti culturali italo-croati e le ricerche dedicate all'Istria nelle sue dimensioni storiche e contemporanee. Stiamo parlando sempre di temi prevalentemente collegati con la storia dell'Istria, che è anche giusto e concreto, ma anche con temi slavistici, temi italo-croati che concernono la slavistica e che sono ovviamente di interesse per tutti noi che abbiamo collaborato a questo progetto. Dobbiamo essere grati alla cattedra di croatistica dell'Università di Pola, che veramente ha saputo organizzare questo interessantissimo evento. Vorrei sottolineare che questi lavori confermano la varietà e la vivacità della ricerca nelle discipline umanistiche contemporanee. Nonostante i diversi ambiti tematici e approcci metodologici, tutti i testi condividono un'attenzione particolare alla lettura accurata dei fenomeni letterari, linguistici e culturali e alla riflessione sul loro ruolo all'interno di un più ampio contesto storico e teorico. Nel corso della sua carriera, Valnea Del Bianco ha dato un contributo significativo proprio allo studio della letteratura croata e dei rapporti culturali tra Croazia e Italia, partecipando a numerosi progetti scientifici e pubblicando ricerche dedicate ai contatti linguistici e letterari tra le due tradizioni. A noi piace spesso dire che la cultura croata è stata trilingue alle origini, latino, italiano e croato, e la professoressa Del Bianco è stata, posso dire, unica docente del nostro sistema universitario che aveva tutte e due le conoscenze: italianistica, studio di italianistica e studio di croatistica, quindi si è potuta occupare di questi temi interessantissimi del passato e delle relazioni interculturali italo-croate. Sono certa che la comunità accademica riconoscerà l'importanza di questo numero, perché alla conferenza che è stata organizzata nella bellissima biblioteca scientifica sempre di Pola aveva ospitato sia le forze giovani sia i colleghi della professoressa Del Bianco, quindi più generazioni, più docenti, più collaboratori, più persone che studiano e indagano questi temi collegati con gli interessi scientifici di Valnea Del Bianco. Il nuovo numero di tavole è disponibile non solo in versione cartacea, ma anche online sul portale dei periodici scientifici croati Hrčak. Come accade spesso con gli spettacoli del Teatro Narancia, anche questa prima ha richiamato un grande numero di bambini e genitori. Sul palcoscenico è arrivato Tremotino, una rappresentazione che si presenta con un nuovo allestimento, ma che conserva i messaggi riconoscibili di bontà, onestà e altruismo. Si tratta del celebre fiaba dei fratelli Grimm adattata da Mariana Matokovic, che racconta la storia di un regno gravato dai debiti, nel quale un giovane principe nel governare lo Stato si affida al suo apparentemente fedele servitore Tremotino, senza immaginare le prove che lo attendono. Quello che per me personalmente è più impegnativo è il personaggio di Tremotino, che è sempre in movimento e continua a saltare e muoversi, quindi per me questa rappresentazione è molto impegnativa dal punto di vista fisico. Nel tentativo di trovare una via d'uscita dalla crisi finanziaria, la vicenda conduce a una modesta ragazza alla quale viene attribuito un dono straordinario, quello di trasformare la paglia in oro. Proprio questa ricerca della verità e della giustizia ha catturato in modo particolare l'attenzione del pubblico più giovane. Il kralju? Da.
Platili smo sve dugove, još je ostalo rezervi. Ja ću to spremiti u riznicu za crne dane. Che i bambini siano il pubblico più sincero lo hanno dimostrato anche i calorosi applausi. Super, la cosa più interessante per me è stato quando il bambino piangeva e quella donna. Qual è stato il personaggio più interessante per te e perché? Il re perché faceva spesso finta di non sapere qualcosa e mi faceva ridere. È stato bellissimo, tutto mi è sembrato molto interessante. Non vengo qui spesso, quindi la parte più interessante per me è stata quando Tremotino ha trasformato la paglia in oro e quando è invecchiato. Mi è piaciuto molto quando hanno avuto il bambino e quando tutti hanno cantato alla fine. Il personaggio più interessante? Tremotino. Beh, il re. Sei riuscita forse a trarre qualche insegnamento da questa storia? Che bisogna rispettare tutti. Ho riso di più quando Tremotino ha scoperto il suo nome. Il team creativo dello spettacolo è composto da Maja Dobrojević, Paola Dojkić, Petra Buric e Veljko Skol, che hanno curato scenografia, costumi e luci. Sul palco recitano Vlatka Rubil, Jona Zupkovic e Michael Mikolic, che firma anche la regia. Ecco, noi siamo soddisfatti di come è andata, è stato bello recitare e in qualche modo siamo riusciti finalmente a stare davanti al pubblico, perché dopo tutte le prove ci mancava solo il pubblico. Durante la realizzazione dei costumi ho fatto attenzione che nulla si strappasse e che fosse cucito con qualità. Per me è andata benissimo, ho presentato particolare attenzione e mi sono occupata di tutto il meccanismo elettrico e ho curato molto i dettagli e i colori affinché si armonizzassero con tutta la scenografia. Al termine dello spettacolo il pubblico ha premiato gli attori con un lungo applauso. Il Teatro Arancia porterà presto Tremotino anche in altri luoghi, tra cui Fasana, Pinguente, Cittànova e Abbazia. Ed è tutto dalla panoramica settimanale, ci vediamo domenica prossima, sempre alla stessa ora, non mancate, buona serata! Al potere dal 2013. Negli ultimi 2 anni quasi tutti i ghiacciai austriaci si sono ritirati, mentre gli esperti avvertono che nelle Alpi si sta verificando quello che hanno definito uno sviluppo drammatico. L'ultimo rapporto del club alpino austriaco rivela che solo 2 dei 96 ghiacciai del paese sono rimasti stabili, mentre alcuni hanno perso più di 100 metri di lunghezza. Il Pasterze, il ghiacciaio più grande dell'Austria, mostra segni visibili di disgregazione a seguito di una tendenza a lungo termine di significativo ridimensionamento in termini di superficie e volume. Dal 2015 la vicina Svizzera ha visto i propri ghiacciai ridursi di 1/4, con oltre 1000 piccoli ghiacciai già scomparsi del tutto. Il caldo record, compreso un giugno con temperature di 5 gradi superiori alla media, combinato con scarse nevicate, ha accelerato lo scioglimento, che secondo gli esperti avrà vaste implicazioni per l'acqua potabile e la produzione di energia. Il club alpino definisce il rapporto un campanello d'allarme per i responsabili politici, sostenendo che l'attenzione deve ora spostarsi sulla mitigazione delle conseguenze di un paesaggio che sta subendo un'alterazione permanente. Si apre a Parigi il 24 marzo una nuova mostra dedicata a Henri Matisse. Esposte più di 300 opere tra dipinti, libri illustrati e vetrate provenienti anche dall'estero che ripercorrono gli ultimi 15 anni della carriera dell'artista francese tra i più celebri dell'arte moderna. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice. Eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée. Et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. L'ultimo periodo della carriera di Matisse è considerato il più prolifico con un linguaggio basato sul colore puro e su forme
restitué dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 marzo fino al 26 luglio al Grand Palais di Parigi per celebrare uno dei protagonisti dell'arte moderna. Rimani connesso alla guerra in Iran in espansione, con aggiornamenti in diretta dai corrispondenti di Euronews in tutto il Medio Oriente, su Euronews e Euronews.it. Nuove scoperte, come mangiamo, attività fisica, come ci curiamo. Tutto questo in Euronews Health, la vostra guida digitale su salute e benessere. Prenderci cura della nostra salute è una priorità, oggi come domani. Facciamo chiarezza su vari argomenti presentandovi fatti, politiche e aggiornamenti per comprendere il futuro dell'assistenza sanitaria in Europa. Il benessere è a portata di mano su Euronews Health, la vostra guida per una vita sana e felice. This is the time for the world to listen. There's an opportunity for me to make an impact. Scopri l'app di Euronews. Rimani connesso ovunque 24 ore su 24. Le notizie più importanti della giornata a portata di mano. Scarica l'app di Euronews. Thank you so much for starting your day with us. You're live here on Euronews. You're watching Europe Today. Wake up to the sound of Brussels and Europe, where stories move as fast as the city does. 15 minutes of news to catch up on everything that's going on across the continent. 15 minutes to decode, debate and find out what's breaking in the EU capital. Everything you need to know. We'll bring Europe closer to you before anyone else does. Europe Today, make it your new daily routine. Only on Euronews. No llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Mira, ella se llama Yali. Yali. Viva México. Déjale la playera. Euronews, il notiziario. France's municipal elections have delivered one clear message tonight, and it's that the left is holding on to the major cities in France, including the capital Paris, where I'm currently standing. And behind me, left-wing supporters have just finished celebrating the victory of socialist mayor Emmanuel Grégoire in the second largest city of France, Marseille. Well, socialist Benoît Payon was also re-elected, but the left remains divided. The hard left of France
Unbowed Party also made quite some significant gains this Sunday, even though they were excluded from alliances, especially by the socialists during the campaign, who accused France Unbowed of anti-Semitism. The far right failed to win some of the major cities that it was targeting, including Marseille and the southern city of Toulon. But in Nice, Éric Ciotti, an ally of the far-right national rally, ended up winning. President Emmanuel Macron's Renaissance Party also made some major gains, including the southwestern city of Bordeaux. But this Sunday is more than just about local politics. It is also an early sign of how the battle of France's 2027 presidential election is beginning to take shape. Gli Stati Uniti hanno annunciato che prorogheranno il termine concesso all'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico marittimo internazionale. Lunedì il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che avrebbe rinviato di altri 5 giorni gli attacchi contro le centrali elettriche iraniane, aggiungendo di aver avuto conversazioni molto positive e produttive con gli iraniani che potrebbero portare a una risoluzione completa e totale del conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto questo annuncio sul suo social media Truth poche ore prima della scadenza che si era autoimposto per la fine della giornata di lunedì. Trump ha anche sottolineato che la sospensione era subordinata al successo degli incontri e delle discussioni in corso. Durante tutto il fine settimana e fino alle prime ore di lunedì, i paesi confinanti con l'Iran, tra cui l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Kuwait, hanno intercettato missili balistici in arrivo dall'Iran. Mentre un missile ha colpito un'area disabitata vicino alla capitale saudita Riyadh, Israele ha lanciato quella che ha definito un'ondata di attacchi su larga scala contro Teheran. In Israele, durante la sua visita alle comunità del sud, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha descritto come un miracolo il fatto che non si siano registrate vittime dopo che sabato sera un missile iraniano ha colpito un sito segreto di ricerca nucleare. Parlando a una rete satellitare in lingua farsi, l'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper ha confermato che gli impianti di produzione di missili e droni sono stati presi di mira per eliminare future minacce. La guerra, iniziata dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio, ha ormai causato oltre 2000 vittime. Il pilota e il copilota di un aereo dell'Air Canada hanno perso la vita in seguito a una collisione del velivolo in atterraggio con un camion dei vigili del fuoco all'aeroporto La Guardia di New York nella tarda serata di domenica. A bordo dell'aereo si trovavano 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. 41 persone sono state trasportate negli ospedali vicini. 9 di loro hanno riportato ferite gravi, mentre 32 sono già stati dimessi, hanno riferito le autorità. I 2 vigili del fuoco che guidavano l'autopompa non sarebbero in pericolo di vita. L'impatto ha provocato gravi danni alla parte anteriore dell'aereo, con la cabina di pilotaggio completamente distrutta. Il veicolo dei vigili del fuoco stava attraversando la pista per intervenire in un altro incidente a bordo di un volo della United Airlines. Il pilota ne aveva chiesto l'intervento per la presenza di un odore sconosciuto nella cabina di pilotaggio. L'aeroporto rimane parzialmente chiuso fino alle 14 di lunedì e alle 19 in Italia per facilitare le indagini. In Grecia, a Larissa, è iniziato ed è stato immediatamente sospeso il processo per il disastro ferroviario di Tempe. L'udienza è stata spostata al 1 aprile dopo le proteste degli avvocati e delle famiglie delle vittime sulle condizioni dell'Aula di Giustizia. I familiari hanno espresso rabbia per i 3 anni trascorsi senza accertamento di responsabilità. Πέρασαν 3 χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παραβρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του και με τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει είναι καλύτερο για τους συγγενείς. All'esterno dell'edificio centinaia di cittadini hanno manifestato e chiesto giustizia. Allo stesso tempo all'interno dell'aula regnava la tensione. Vergogna era lo slogan che dominava le proteste dei parenti delle vittime, dato che i posti disponibili erano appena 120 in un'aula di 283 metri quadrati. Molti dei 250 avvocati che partecipano al processo, così come i giornalisti, sono rimasti in piedi. La Corte ha chiesto ai rappresentanti della stampa di lasciare l'aula per motivi di capienza. La richiesta ha provocato una forte reazione da parte dei parenti e degli avvocati della difesa. Sono passati 3 anni dall'incidente ferroviario che ha causato la morte di 57 persone. I believe
Mentre il Belgio commemora le 32 vittime uccise dai membri dello Stato islamico 10 anni fa negli attentati terroristici di Bruxelles del 2016, il coordinatore antiterrorismo dell'UE ha dichiarato a Euronews che il coordinamento tra i paesi europei per prevenire ulteriori attacchi terroristici è migliorato. We've in Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks. Their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Gli sforzi antiterrorismo dell'UE hanno dovuto affrontare anche nuove minacce, compresa la radicalizzazione online. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Secondo il coordinatore, la guerra in Iran potrebbe aumentare la minaccia di attacchi terroristici in Europa. La polizia britannica sta indagando su un possibile crimine d'odio dopo che 4 ambulanze appartenenti a un'organizzazione benefica ebraica sono state date alle fiamme a Londra nella notte tra domenica e lunedì. Gli agenti sono stati chiamati a Golders Green, quartiere della capitale che ospita una numerosa comunità ebraica, dopo aver ricevuto segnalazioni di un incendio. Diverse bombole di gas sui veicoli sono esplose, causando la rottura delle finestre in un condominio adiacente. Non sono stati segnalati feriti, ma le abitazioni vicine sono state evacuate per precauzione. We can see smoke coming forth all over the place to find out that unfortunately 4.5/5 ambulances were destroyed by disgusting, awful, scum people who prevented people trying to get medical help. Le autorità londinesi hanno dichiarato che stanno indagando sulle cause, mentre il premier Starmer ha condannato quello che ha definito un attacco incendiario antisemita profondamente scioccante. Disordini in Albania domenica dopo che migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Tirana per protestare contro il governo. I manifestanti, radunati per la 6ª protesta negli ultimi mesi, hanno lanciato fuochi d'artificio e bombe Molotov contro la sede del Partito Socialista, di cui fa parte il primo ministro Edi Rama. Molte strade della capitale sono state chiuse al traffico, con centinaia di agenti, idranti e gas lacrimogeni impiegati per disperdere i manifestanti, scesi in piazza a seguito dell'appello del Partito Democratico. La principale forza di opposizione, che ha promesso di continuare a protestare, chiede le dimissioni di Rama e la nomina di un governo provvisorio che conduca il paese verso elezioni anticipate. A dicembre la vice premier Belinda Balluku, stretta collaboratrice di Rama, è stata sospesa a causa di uno scandalo di corruzione attualmente oggetto di indagine. Indagati per corruzione anche diversi ex ministri dei governi Rama, al potere dal 2013. La Gin Library è la più grande collezione privata di gin al mondo, almeno questo è ciò che affermano i proprietari. Il locale espone più di 2000 bottiglie provenienti da oltre 70 paesi. It just got big on the internet, on Instagram, on social media, and now with the largest gin bar and collection in the world, with over 2,000 bottles from 75 countries. And of course it's all here in the middle of the Atlantic Ocean on a tiny little island called San Miguel. La biblioteca del gin ha aperto sull'isola di São Miguel nell'arcipelago portoghese delle Azzorre. Qui, nel mezzo dell'Atlantico, è arrivata nel 2018 la coppia britannica che oggi espone bottiglie di tutti i tipi da Nuova Zelanda, Giappone, ma anche da Botswana e Uganda. We know we're the world's largest gin collection because we keep a list of bars with the numbers of bottles that they have on display. We've overtaken hotels in London. We've overtaken, of course, previously the world's largest in Singapore. They had 1,400. We now have over 2,000. So we are absolutely, without doubt, the world's largest gin bar and collection. Per degustazioni, masterclass o un semplice gin tonic, la Gin Library è aperta agli ospiti dell'hotel in cui ha sede e a tutti i turisti in visita a São Miguel.
Si apre a Parigi il 24 marzo una nuova mostra dedicata a Henri Matisse. Esposte più di 300 opere tra dipinti, libri illustrati e vetrate provenienti anche dall'estero che ripercorrono gli ultimi 15 anni della carriera dell'artista francese tra i più celebri dell'arte moderna. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice. Eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée. Et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. L'ultimo periodo della carriera di Matisse è considerato il più prolifico con un linguaggio basato sul colore puro e su forme ritagliate. Ce que nous avons voulu restituer dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 marzo fino al 26 luglio al Grand Palais di Parigi per celebrare uno dei protagonisti dell'arte moderna. Where creativity becomes a bridge between cultures. Art lovers and creators meet on global stages to inspire and preserve heritage for generations to come. Watch Cult on Euronews and Euronews.com. Euronews. Il meteo in Europa. La prossima edizione del notiziario, tra meno di un minuto, su Euronews. Euronews. Il notiziario. L'Iran minaccia gli Stati Uniti e i loro alleati regionali di sferrare attacchi di rappresaglia contro le loro infrastrutture energetiche. Si avvicina alla scadenza dell'ultimatum di Trump sulla riapertura di Hormuz. Incendiate a Londra 4 ambulanze di un ente benefico ebraico, nessun ferito. La polizia indaga per possibile crimine d'odio antisemita. Scontro tra un aereo in atterraggio e un'autopompa dei vigili del fuoco all'aeroporto La Guardia di New York, morti i piloti del velivolo, 41 feriti, di cui 9 gravi. Gli Stati Uniti hanno annunciato che prorogheranno il termine concesso all'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico marittimo internazionale.
Lunedì il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che avrebbe rinviato di altri 5 giorni gli attacchi contro le centrali elettriche iraniane, aggiungendo di aver avuto conversazioni molto positive e produttive con gli iraniani che potrebbero portare a una risoluzione completa e totale del conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto questo annuncio sul suo social media Truth poche ore prima della scadenza che si era autoimposto per la fine della giornata di lunedì. Trump ha anche sottolineato che la sospensione era subordinata al successo degli incontri e delle discussioni in corso. Durante tutto il fine settimana e fino alle prime ore di lunedì, i paesi confinanti con l'Iran, tra cui l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Kuwait, hanno intercettato missili balistici in arrivo dall'Iran. Mentre un missile ha colpito un'area disabitata vicino alla capitale saudita Riyadh, Israele ha lanciato quella che ha definito un'ondata di attacchi su larga scala contro Teheran. In Israele, durante la sua visita alle comunità del sud, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha descritto come un miracolo il fatto che non si siano registrate vittime dopo che sabato sera un missile iraniano ha colpito un sito segreto di ricerca nucleare. Parlando a una rete satellitare in lingua farsi, l'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper ha confermato che gli impianti di produzione di missili e droni sono stati presi di mira per eliminare future minacce. La guerra, iniziata dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio, ha ormai causato oltre 2000 vittime. Il pilota e il copilota di un aereo dell'Air Canada hanno perso la vita in seguito a una collisione del velivolo in atterraggio con un camion dei vigili del fuoco all'aeroporto La Guardia di New York nella tarda serata di domenica. A bordo dell'aereo si trovavano 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. 41 persone sono state trasportate negli ospedali vicini. 9 di loro hanno riportato ferite gravi, mentre 32 sono già stati dimessi, hanno riferito le autorità. I 2 vigili del fuoco che guidavano l'autopompa non sarebbero in pericolo di vita. L'impatto ha provocato gravi danni alla parte anteriore dell'aereo, con la cabina di pilotaggio completamente distrutta. Il veicolo dei vigili del fuoco stava attraversando la pista per intervenire in un altro incidente a bordo di un volo della United Airlines. Il pilota ne aveva chiesto l'intervento per la presenza di un odore sconosciuto nella cabina di pilotaggio. L'aeroporto rimane parzialmente chiuso fino alle 14 di lunedì e alle 19 in Italia per facilitare le indagini. France's municipal elections have delivered one clear message tonight, and it's that the left is holding on to the major cities in France, including the capital Paris, where I'm currently standing. And behind me, left-wing supporters have just finished celebrating the victory of socialist mayor Emmanuel Grégoire. In the second largest city of France, Marseille, well, socialist Benoît Payon was also re-elected. But the left remains divided. The hard left of France Unbowed Party also made quite some significant gains this Sunday, even though they were excluded from alliances, especially by the socialists during the campaign, who accused France Unbowed of anti-Semitism. The far right failed to win some of the major cities that it was targeting, including Marseille and the southern city of Toulon. But in Nice, Éric Ciotti, an ally of the far-right National Rally, ended up winning. President Emmanuel Macron's Renaissance Party also made some major gains, including the southwestern city of Bordeaux. But this Sunday is more than just about local politics. It is also an early sign of how the battle of France's 2027 presidential election is beginning to take shape. La polizia britannica sta indagando su un possibile crimine d'odio dopo che 4 ambulanze appartenenti a un'organizzazione benefica ebraica sono state date alle fiamme a Londra nella notte tra domenica e lunedì. Gli agenti sono stati chiamati a Golders Green, quartiere della capitale che ospita una numerosa comunità ebraica, dopo aver ricevuto segnalazioni di un incendio. Diverse bombole di gas sui veicoli sono esplose, causando la rottura delle finestre in un condominio adiacente. Non sono stati segnalati feriti, ma le abitazioni vicine sono state evacuate per precauzione. We can see smoke coming forth all over the place to find out that unfortunately 4.5/5 ambulances were destroyed by disgusting, awful, scum people who prevented people trying to get medical help. Le autorità londinesi hanno dichiarato che stanno indagando sulle cause, mentre il premier Starmer ha condannato quello che ha definito un attacco incendiario antisemita profondamente scioccante.
Mentre il Belgio commemora le 32 vittime uccise dai membri dello Stato islamico 10 anni fa negli attentati terroristici di Bruxelles del 2016, il coordinatore antiterrorismo dell'UE ha dichiarato a Euronews che il coordinamento tra i paesi europei per prevenire ulteriori attacchi terroristici è migliorato. We've in Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks. Their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Gli sforzi antiterrorismo dell'UE hanno dovuto affrontare anche nuove minacce, compresa la radicalizzazione online. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Secondo il coordinatore, la guerra in Iran potrebbe aumentare la minaccia di attacchi terroristici in Europa. Disordini in Albania domenica dopo che migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Tirana per protestare contro il governo. I manifestanti, radunati per la sesta protesta negli ultimi mesi, hanno lanciato fuochi d'artificio e bombe Molotov contro la sede del Partito Socialista, di cui fa parte il primo ministro Edi Rama. Molte strade della capitale sono state chiuse al traffico, con centinaia di agenti, idranti e gas lacrimogeni impiegati per disperdere i manifestanti, scesi in piazza a seguito dell'appello del Partito Democratico. La principale forza di opposizione, che ha promesso di continuare a protestare, chiede le dimissioni di Rama e la nomina di un governo provvisorio che conduca il paese verso elezioni anticipate. A dicembre la vice premier Belinda Balluku, stretta collaboratrice di Rama, è stata sospesa a causa di uno scandalo di corruzione attualmente oggetto di indagine. Indagati per corruzione anche diversi ex ministri dei governi Rama, al potere dal 2013. Negli ultimi 2 anni quasi tutti i ghiacciai austriaci si sono ritirati, mentre gli esperti avvertono che nelle Alpi si sta verificando quello che hanno definito uno sviluppo drammatico. L'ultimo rapporto del club alpino austriaco rivela che solo 2 dei 96 ghiacciai del paese sono rimasti stabili, mentre alcuni hanno perso più di 100 metri di lunghezza. Il Pasterze, il ghiacciaio più grande dell'Austria, mostra segni visibili di disgregazione a seguito di una tendenza a lungo termine di significativo ridimensionamento in termini di superficie e volume. Dal 2015 la vicina Svizzera ha visto i propri ghiacciai ridursi di un quarto, con oltre 1000 piccoli ghiacciai già scomparsi del tutto. Il caldo record, compreso un giugno con temperature di 5 gradi superiori alla media, combinato con scarse nevicate, ha accelerato lo scioglimento, che secondo gli esperti avrà vaste implicazioni per l'acqua potabile e la produzione di energia. Il club alpino definisce il rapporto un campanello d'allarme per i responsabili politici, sostenendo che l'attenzione deve ora spostarsi sulla mitigazione delle conseguenze di un paesaggio che sta subendo un'alterazione permanente. Il Portogallo ha aumentato la vendita di droni all'Ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. L'esportazione di droni da Lisbona a Kiev ha raggiunto gli 87 milioni di euro nel 2025 e la principale società a fornire sistemi all'esercito ucraino si chiama Tekever. Fondata nel 2001, nel 2025 l'azienda portoghese ha raggiunto una valutazione di oltre 1 miliardo di euro ed è specializzata in sistemi a guida autonoma per operazioni di intelligence e ricognizione. De facto, aqui não há nenhuma dúvida sobre onde é que está o bem e onde é que está o mal, não é? Portanto, eles são um país que foi invadido e nós pudermos ajudar, e já é muito claro que este conflito, no centro deste conflito estão este tipo de tecnologias que nós dominamos e nas quais de facto podemos ajudar, portanto é a nossa quase obrigação ajudar. E isto é o aspecto principal, é como é que nós conseguimos contribuir para que aquilo que os ucranianos estão a fazer, que é defender o seu próprio país, mas também muito a defender um conjunto de valores que é muito comum ao conjunto de valores europeu, possam ganhar. I droni di Tekever sono specializzati nelle operazioni di intelligence e sorveglianza a lunga durata e sul lungo raggio. Nós fabricamos sistemas que se focam em conseguir gerir e recolher informação com um grande conjunto de sensores,
câmaras eletroópticas, câmaras de infravermelhos, câmaras térmicas, radares, leitores de radiofrequência nas mais diversas frequências, portanto, muitos tipos de sistemas. Recolher essa informação, fazer sentido dela, interpretá-la em tempo real, perceber o que é que se está a ver, analisar, diagnosticar, identificar, transmitir essa informação em tempo real. Estes tipos de sistemas são extremamente úteis para fazer operações de longo curso e a cobrir grandes áreas. Nós trabalhamos muito de perto com as forças ucranianas, em grandes distâncias. Nós fazemos missões muitas vezes de 10, 12, 14, 16 horas no ar. La società non ha divulgato il numero esatto di droni prodotti per Kiev, ma parla di alcune decine o forse centinaia. I costi per sistema variano in base ai sensori, in alcuni casi raggiungono le centinaia di migliaia di euro, in altri il milione. Intanto la guerra in Ucraina ha fatto emergere l'importanza di sistemi avanzati a guida autonoma per tutta Europa, sistemi riutilizzabili anche per missioni civili come quelle di monitoraggio ambientale. From Deccan to Tel Aviv, Baku to Beirut, Dubai to Doha, the entire Middle East is on tenterhooks. Today, the UAE Air Defence has intercepted drones. Authorities say the attacks have also caused casualties. The people here in Doha were woken up around 3:30 this morning by a loud national emergency alert on our phones. Those people who have fled the conflict in Iran. The impact for European economies on this war is massive. Per le previsioni meteo nel mondo e i livelli dell'indice di qualità dell'aria, vai nella sezione Tempo del sito it.euronews.com. This is the time for the world to listen. This is such a pivotal moment in our existence. This is our future. There's an opportunity for me to make an impact. We need to look after this planet so it can look after us. Attinge dalla nostra vita, dalle nostre esperienze e dalla nostra creatività. Idee immortali che si tramandano per secoli. No, the game, no guesses. No, they won't forget us. Form a roll like dominoes, they wanna get that precious. Follow me now, cause I know where to go. Arte, lifestyle, design, cibo e bevande. Questa è cultura. Euronews Culture risveglia i sensi, libera l'immaginazione. Per le previsioni meteo nel mondo e i livelli dell'indice di qualità dell'aria, vai nella sezione Tempo del sito it.euronews.com. Euronews è un media di riferimento in Europa. Una redazione europea al centro delle principali questioni del continente. Un'informazione indipendente disponibile in TV, online e sulla nostra app. Una prospettiva paneuropea unica per una migliore comprensione dei problemi di oggi e di domani. È una selezione di programmi e podcast originali per una visione unica del mondo. Euronews, leader dell'informazione in Europa. Avancez si vous voulez votre interview. Paris, c'est quelque chose. C'est l'extase. Voilà, c'est mieux. Ouais, on a gagné.
Euronews. I titoli. Trump dice di aver avuto colloqui molto buoni con l'Iran e rinvia gli attacchi, ma Teheran smentisce. Non ci sono stati negoziati con gli Stati Uniti. Comunali in Francia, Parigi e Marsiglia i socialisti, estrema destra vittoriosa a Nizza, primi segnali in vista delle presidenziali 2027. Scontro tra un aereo in atterraggio e un'autopompa dei vigili del fuoco all'aeroporto La Guardia di New York, morti i piloti del velivolo, 41 feriti, di cui 9 gravi. Incendiate a Londra 4 ambulanze di un ente benefico ebraico, nessun ferito. La polizia indaga per possibile crimine d'odio antisemita. La Russia sta traendo profitto dalla guerra in Iran. I guadagni russi dai prodotti petroliferi sono aumentati dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. Lo mostrano i dati del Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita. Nei primi 15 giorni di marzo Mosca ha incassato circa 372 milioni di euro al giorno dalle esportazioni di petrolio. Si tratta di un aumento di circa il 14% rispetto ai ricavi medi giornalieri di febbraio. Considerando tutti i combustibili fossili messi insieme, quindi petrolio, gas e carbone, la Russia ha guadagnato 7,7 miliardi di euro dalle esportazioni nella prima metà di marzo, cioè circa 513 milioni di euro al giorno, contro i 472 milioni di euro al giorno di febbraio. Attualmente i prezzi del petrolio superano i $100 al barile a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, canale chiave nel Golfo Persico. L'aumento dei prezzi del petrolio sul mercato globale può tradursi rapidamente in maggiori entrate per i principali esportatori come la Russia. Intanto gli Stati Uniti hanno concesso una deroga temporanea all'India che gli permette di acquistare il petrolio russo già in mare. La maggior parte delle esportazioni di combustibili fossili della Russia è destinata all'Asia. Cina e India insieme rappresentano circa i 3/4 delle sue entrate. Secondo i funzionari europei, però, l'allentamento delle sanzioni rischia di far aumentare le entrate di Mosca mentre continua a condurre la guerra contro l'Ucraina. The simple fact that you are here together and that we talk to each other, that we listen actively to each other, is a demonstration that we need more collaboration, we need more cooperation, and for that we need to understand better what are the various opinions around the table. Global tensions, economic uncertainty, and growing pressure on international institutions are reshaping our world. In Baku, policymakers, former heads of state, and leading experts have gathered for the 13th Baku Global Forum, a platform designed to explore solutions to the most pressing global issues. We face global challenges, and if we face global challenges, we need global solutions, and that's why this kind of forum can be inspiring moments to propose new ideas, to propose new concepts that I think can be used by leaders across the world to try to make the best possible decision. Each year, the Global Baku Forum brings together leaders, presidents, prime ministers, former leaders and presidents, and decision makers from across the globe to debate challenges and to share experiences. This year's discussion centres on the future of global governance, rising geopolitical tensions, and the search for new models of international cooperation. Across 3 days, participants discuss topics ranging from global security and energy stability to climate transition and migration. Many say these challenges are increasingly interconnected. The world of today is a world that is interconnected, a world that is interdependent, a world that requires institutions that are effective, less process and more impact, that really responds to the need of the people on the ground. The forum also reflects the growing role of regional dialogue platforms in shaping global debates. Europe needs energy from outside. There is the energy transition, of course, happening, going to more renewables, but it's not there yet. It's not possible to run a highly industrialized continent at this point in time with renewables only. So those partnerships, energy partnerships, are very critical just for the existence of Europe and the importance that Azerbaijan has, the importance that this region has
cannot be underestimated for this. Another focus of the discussions is the future of global institutions and whether they're equipped to respond to emerging challenges. Ironically, maybe because Azerbaijan is not a coastal country, not a maritime country, the shipment of its oil and gas to different customers is by pipeline, by trucks, so not affected by the closure of the Hormuz Strait and all the challenges in the ship lanes. At least in the midst of the problem in the region, Azerbaijan is in tranquility, alert, obviously, but hopefully it remains peaceful. I think that this conference plays an important role where heads of state and government and diplomats, academicians, and also civil society representatives, media representatives are coming together, having very sober discussion and trying to provide a solution. I think that their voice will be heard. While the Global Baku Forum does not formally produce policy decisions, it has become a space for experts and leaders to openly debate the direction of international cooperation. The message today to respect international law, diplomacy and dialogue could not be clearer. The most important message is solidarity. Solidarity with our friends in Azerbaijan, solidarity for the challenges that they are undergoing right now, and solidarity for the potential for the future. Participants attending the Global Baku Forum say the world is entering a period of profound transformation. Whether through diplomacy, cooperation or policy innovation, many believe open dialogue will remain essential to navigate an increasingly complex world. Soy Curro Rodríguez, he creado casi 40 empresas en 10 países diferentes, en una vida llena de fracasos, de ruinas. Francisco Rodriguez a fondé l'entreprise Lee Company il y a une dizaine d'années, avec quelques milliers d'euros. C'est aujourd'hui un leader mondial du marché de l'eau en briques de carton. Grande chaîne hôtelière, société de VTC, lignes aériennes, événementielles, l'entreprise vend ses produits à plus de 3000 marques dans le monde. El sector es enorme. Una línea aérea puede estar consumiendo 50 millones de envases al año. O sea, se mueve mucho dinero y mucha agua en sectores donde tú no piensas que se consuma agua. Emballage éco-responsable au premium, l'entrepreneur revendique aussi un modèle durable. Une partie des bénéfices finance sa fondation, engagée dans des projets sociaux, environnementaux et humanitaires. Yo lo pasé muy mal, entonces ahora que yo estoy muy bien, eso hay que darlo. Curro Rodriguez compte aujourd'hui 23 entreprises au sein de sa holding, mais il a connu plusieurs faillites. Me arrastró a pedir al gobierno cheque de comida, a tener 4 trabajos al día. Cet ancien alpiniste et secouriste a surmonté tous les obstacles. Il gère aujourd'hui des milliards d'euros, mais sa motivation est ailleurs. Las cosas, cuando no se hacen por dinero y se hacen por emoción, crean valor. Cuando creas valor en las cosas, automáticamente te dan dinero, pero hay que pensar en el valor. Des valeurs qu'il partage au sein du club qu'il a créé pour aider d'autres entrepreneurs à se développer. Cuando tú juntas un poco de talento, una actitud para desarrollar ese talento y optimismo, es igual a éxito seguro. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur Euronews et euronews.com. Europe Today, il nuovo programma del mattino live da Bruxelles. Le notizie e le intuizioni che guidano l'Europa. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. Euronews, il meteo in Europa.
La prossima edizione del notiziario, tra meno di 2 minuti, su Euronews. Mira, ella se llama Yali. Yali. ¡Viva México! Déjale la playera. Rimani connesso alla guerra in Iran in espansione, con aggiornamenti in diretta dai corrispondenti di Euronews in tutto il Medio Oriente, su Euronews e Euronews.it. Euronews. Il notiziario. L'Iran minaccia gli Stati Uniti e i loro alleati regionali di sferrare attacchi di rappresaglia contro le loro infrastrutture energetiche. Si avvicina alla scadenza dell'ultimatum di Trump sulla riapertura di Hormuz. Scontro tra un aereo in atterraggio e un'autopompa dei vigili del fuoco all'aeroporto La Guardia di New York, morti i piloti del velivolo, 41 feriti, di cui 9 gravi. Gli Stati Uniti hanno annunciato che prorogheranno il termine concesso all'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico marittimo internazionale. Lunedì il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che avrebbe rinviato di altri 5 giorni gli attacchi contro le centrali elettriche iraniane, aggiungendo di aver avuto conversazioni molto positive e produttive con gli iraniani che potrebbero portare a una risoluzione completa e totale del conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto questo annuncio sul suo social media Truth poche ore prima della scadenza che si era autoimposto per la fine della giornata di lunedì. Trump ha anche sottolineato che la sospensione era subordinata al successo degli incontri e delle discussioni in corso. Durante tutto il fine settimana e fino alle prime ore di lunedì, i paesi confinanti con l'Iran, tra cui l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Kuwait, hanno intercettato missili balistici in arrivo dall'Iran. Mentre un missile ha colpito un'area disabitata vicino alla capitale saudita Riyadh, Israele ha lanciato quella che ha definito un'ondata di attacchi su larga scala contro Teheran. In Israele, durante la sua visita alle comunità del sud, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha descritto come un miracolo il fatto che non si siano registrate vittime dopo che sabato sera un missile iraniano ha colpito un sito segreto di ricerca nucleare. Parlando a una rete satellitare in lingua farsi, l'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper ha confermato che gli impianti di produzione di missili e droni sono stati presi di mira per eliminare future minacce. La guerra, iniziata dagli Stati Uniti e da Israele il 28 febbraio, ha ormai causato oltre 2.000 vittime. France's municipal elections have delivered one clear message tonight, and it's that the left is holding on to the major cities in France, including the capital Paris, where I'm currently standing. And behind me, left-wing supporters have just finished celebrating the victory of socialist mayor Emmanuel Grégoire. In the second largest city of France, Marseille, well, socialist Benoît Payon was also re-elected. But the left remains divided. The hard left of France
France Unbowed party also made quite some significant gains this Sunday, even though they were excluded from alliances, especially by the socialists during the campaign, who accused France Unbowed of anti-Semitism. The far right failed to win some of the major cities that it was targeting, including Marseille and the southern city of Toulon. But in Nice, Éric Ciotti, an ally of the far-right national rally, ended up winning. President Emmanuel Macron's Renaissance Party also made some major gains, including the southwestern city of Bordeaux. But this Sunday is more than just about local politics. It is also an early sign of how the battle of France's 2027 presidential election is beginning to take shape. Il pilota e il copilota di un aereo dell'Air Canada hanno perso la vita in seguito a una collisione del velivolo in atterraggio con un camion dei vigili del fuoco all'aeroporto La Guardia di New York nella tarda serata di domenica. A bordo dell'aereo si trovavano 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. 41 persone sono state trasportate negli ospedali vicini. 9 di loro hanno riportato ferite gravi, mentre 32 sono già stati dimessi, hanno riferito le autorità. I 2 vigili del fuoco che guidavano l'autopompa non sarebbero in pericolo di vita. L'impatto ha provocato gravi danni alla parte anteriore dell'aereo, con la cabina di pilotaggio completamente distrutta. Il veicolo dei vigili del fuoco stava attraversando la pista per intervenire in un altro incidente a bordo di un volo della United Airlines. Il pilota ne aveva chiesto l'intervento per la presenza di un odore sconosciuto nella cabina di pilotaggio. L'aeroporto rimane parzialmente chiuso fino alle 14 di lunedì alle 19 in Italia per facilitare le indagini. La polizia britannica sta indagando su un possibile crimine d'odio dopo che 4 ambulanze appartenenti a un'organizzazione benefica ebraica sono state date alle fiamme a Londra nella notte tra domenica e lunedì. Gli agenti sono stati chiamati a Golders Green, quartiere della capitale che ospita una numerosa comunità ebraica, dopo aver ricevuto segnalazioni di un incendio. Diverse bombole di gas sui veicoli sono esplose, causando la rottura delle finestre in un condominio adiacente. Non sono stati segnalati feriti, ma le abitazioni vicine sono state evacuate per precauzione. We could see smoke coming forth all over the place to find out that unfortunately 4.5/5 ambulances were destroyed by disgusting, awful, scum people who prevented people trying to get medical help. Le autorità londinesi hanno dichiarato che stanno indagando sulle cause, mentre il premier Starmer ha condannato quello che ha definito un attacco incendiario antisemita profondamente scioccante. Mentre il Belgio commemora le 32 vittime uccise dai membri dello Stato islamico 10 anni fa negli attentati terroristici di Bruxelles del 2016, il coordinatore antiterrorismo dell'UE ha dichiarato a Euronews che il coordinamento tra i paesi europei per prevenire ulteriori attacchi terroristici è migliorato. We've in Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks. Their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Gli sforzi antiterrorismo dell'UE hanno dovuto affrontare anche nuove minacce, compresa la radicalizzazione online. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Secondo il coordinatore, la guerra in Iran potrebbe aumentare la minaccia di attacchi terroristici in Europa. In Grecia, a Larissa, è iniziato ed è stato immediatamente sospeso il processo per il disastro ferroviario di Tempe. L'udienza è stata spostata al 1 aprile dopo le proteste degli avvocati e delle famiglie delle vittime sulle condizioni dell'aula di giustizia.
I familiari hanno espresso rabbia per i 3 anni trascorsi senza accertamento di responsabilità. Τα δικά σου πέρασαν 3 χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του και με τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει είναι καλύτερο για τη συγγενεία. All'esterno dell'edificio centinaia di cittadini hanno manifestato e chiesto giustizia. Allo stesso tempo all'interno dell'aula regnava la tensione. Vergogna era lo slogan che dominava le proteste dei parenti delle vittime, dato che i posti disponibili erano appena 120 in un'aula di 283 metri quadrati. Molti dei 250 avvocati che partecipano al processo, così come i giornalisti, sono rimasti in piedi. La Corte ha chiesto ai rappresentanti della stampa di lasciare l'aula per motivi di capienza. La richiesta ha provocato una forte reazione da parte dei parenti e degli avvocati della difesa. Sono passati 3 anni dall'incidente ferroviario che ha causato la morte di 57 persone. Disordini in Albania domenica dopo che migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Tirana per protestare contro il governo. I manifestanti, radunati per la 6ª protesta negli ultimi mesi, hanno lanciato fuochi d'artificio e bombe Molotov contro la sede del Partito Socialista, di cui fa parte il primo ministro Edi Rama. Molte strade della capitale sono state chiuse al traffico, con centinaia di agenti, idranti e gas lacrimogeni impiegati per disperdere i manifestanti, scesi in piazza a seguito dell'appello del Partito Democratico. La principale forza di opposizione, che ha promesso di continuare a protestare, chiede le dimissioni di Rama e la nomina di un governo provvisorio che conduca il paese verso elezioni anticipate. A dicembre la vice premier Belinda Balluku, stretta collaboratrice di Rama, è stata sospesa a causa di uno scandalo di corruzione attualmente oggetto di indagine. Indagati per corruzione anche diversi ex ministri dei governi Rama, al potere dal 2013. Negli ultimi 2 anni quasi tutti i ghiacciai austriaci si sono ritirati, mentre gli esperti avvertono che nelle Alpi si sta verificando quello che hanno definito uno sviluppo drammatico. L'ultimo rapporto del club alpino austriaco rivela che solo 2 dei 96 ghiacciai del paese sono rimasti stabili, mentre alcuni hanno perso più di 100 metri di lunghezza. Il Pasterze, il ghiacciaio più grande dell'Austria, mostra segni visibili di disgregazione a seguito di una tendenza a lungo termine di significativo ridimensionamento in termini di superficie e volume. Dal 2015 la vicina Svizzera ha visto i propri ghiacciai ridursi di 1/4, con oltre 1000 piccoli ghiacciai già scomparsi del tutto. Il caldo record, compreso un giugno con temperature di 5 gradi superiori alla media, combinato con scarse nevicate, ha accelerato lo scioglimento, che secondo gli esperti avrà vaste implicazioni per l'acqua potabile e la produzione di energia. Il club alpino definisce il rapporto un campanello d'allarme per i responsabili politici, sostenendo che l'attenzione deve ora spostarsi sulla mitigazione delle conseguenze di un paesaggio che sta subendo un'alterazione permanente. Si apre a Parigi il 24 marzo una nuova mostra dedicata a Henri Matisse. Esposte più di 300 opere tra dipinti, libri illustrati e vetrate provenienti anche dall'estero, che ripercorrono gli ultimi 15 anni della carriera dell'artista francese tra i più celebri dell'arte moderna. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice. Eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée. Et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. L'ultimo periodo della carriera di Matisse è considerato il più prolifico con l'uso puro e su forme ritagliate. Ce que nous avons voulu restituer dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 marzo fino al 26 luglio al Grand Palais di Parigi per celebrare uno dei protagonisti dell'arte moderna. Vuoi delle notizie affidabili sul clima e sull'ambiente? Iscriviti alla nostra newsletter Green. Riceverai news e approfondimenti green direttamente nella tua casella di posta.
Registrati ora su euronews.it/newsletters. È una nuova era per gli europei. Un'era di interconnessione dove geopolitica ed economia sono inseparabili. We can reach our climate targets. All the countries should believe that this is achievable. Un'era di innovazioni dirompenti in cui dietro l'incertezza ci sono grandi opportunità. The most brilliant minds in business. Dalle diverse economie dell'Eurozona alle start-up emergenti. Station F is the world's biggest startup campus based in central Paris. Notizie e analisi sull'economia europea. Affari e mercati. Osserva il quadro generale. Thanks for being on the show. euronews.it/business. This is the time for the world to listen. This is such a pivotal moment in our existence. This is our future. There's an opportunity for me to make an impact. We need to look after this planet so it can look after us. Euronews Health, la vostra guida digitale a salute e benessere. Prenderci cura della nostra salute è una priorità, oggi come domani. Facciamo chiarezza su vari argomenti presentandovi fatti, politiche e aggiornamenti per comprendere il futuro dell'assistenza sanitaria in Europa. Il benessere è a portata di mano su Euronews Health, la vostra guida per una vita sana e felice. Decision making is crucial in businesses. The cloud spending will surpass the $1 trillion mark in Europe. You have to love the problem. Making equity great again. I don't believe in digitalizing for the sake of digitalization. AI is a new power, a new capability. We speak to some of the brightest minds in industry to address the key topics on the business agenda. E che secerne ormoni come se fosse una ghiandola a tutti gli effetti, e questo organo è un apparato che è l'apparato muscolare. Nel momento in cui viene stimolato in maniera importante, questa alterazione, questa cronica infiammazione dei tessuti con accumulo in altri organi ed apparati. E questa è la lotta grande, la sfida che dobbiamo vincere assolutamente. Noi adesso andiamo a sentire Anita, una signora che ha portato la sua testimonianza proprio per capire quanto può cambiare la vita del ritorno nella normalità dall'obesità presa in carico, come è stato in questo caso, dall'X di Negrar. Sentiamo. 135 kg e 2 anni fa ho deciso di dare una svolta alla mia vita. È una svolta per la mia famiglia, per le persone che mi sono vicine e poi anche per me, perché non mi sentivo più una, come si può dire, una persona che stava bene. E quindi le mie patologie, le mie problematiche di salute erano aggravate dal peso che era diventato veramente eccessivo.